d'acciaio confonde il marinaio, strisce bianche nel cielo azzurro per incantare, far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento, che fatica a essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde kerosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica a essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Buongiorno, buongiorno. Si apre anche questa settimana con un giorno particolare, il giorno del ricordo. Sono passati pochi giorni dal giorno della memoria. Quello che però vediamo tutti i giorni, questi massacri, questa crudeltà, questo orrore di persone innocenti che non hanno fatto assolutamente niente, figli di, nipoti di, nati a... Eppure la crudeltà dell'uomo non c'entra niente con la guerra. Tu puoi anche far prigionieri, puoi imprigionare, ma in una maniera anche più civile. Perché questa crudeltà, questa cattiveria, che non è diminuita? Basta vedere le guerre che ci sono. Chi è che muore? Persone che non c'entrano niente, che non hanno fatto niente, distruggono paesi solo per il potere. Il potere che arriva ad odiare il fratello, la sorella, quello con cui convivevi. Io sono sicura che specialmente i giovani d'oggi non saranno così se li ascoltiamo, se gli insegniamo anche la storia, che la storia non sta solo da una parte, sta da tutte e due le parti e bisogna essere coerenti, bisogna far vedere, raccontare. Dopo ognuno fa le proprie riflessioni, ma tu devi far vedere, la gente, specialmente i giovani, devono capire la storia, nel bene e nel male. Nella bilancia ci sono i morti non possono aver colore, nazionalità, sono morti. Allora io vorrei parlarne questa mattina
anche con degli ospiti graditissimi, con Serena Bertolucci, direttrice M9 Musei del Novecento. Grazie direttrice Buongiorno. di essere qui, vorrei anche un suo pensiero, poi parleremo anche di musei, parleremo di arte, di tante cose. Saluto anche Andrea Aragona, assessore all'urbanistica, mobilità, viabilità, ambiente e ciclabilità di Padova. Grazie anche lei, assessore, di essere qui, parleremo di mobilità, che forse non è il caso di vedere che abbiamo dei mari meravigliosi, dei porti meravigliosi e di terminare con questa gomma, solo strade, autostrade, quarte corsie e ripristinare magari i porti. Ecco, abbiamo visto la mobilità di una volta, erano in tanti ma si muovevano lo stesso, non è che rimanessero fermi. Eppure adesso non si riesce dove si voglia arrivare, perché qualcuno capisce e qualcuno non capisce. Però se spiegassero un po' meglio prima di fare i lavori, perché vengono fatti, dove, cosa porteranno, forse la gente si arrabbierebbe anche meno. Non parlo di lei, parlo in generale naturalmente, assessore, perché non è che la trasparenza sia sovrana sui soldi pubblici e come vengono impiegati. Noi sappiamo le cose dopo, ma non ci chiedono mai prima se siamo d'accordo o no. Eppure sono anche soldi nostri, sono le tasse che paghiamo molte volte e avremo anche diritto di capire e di dire la nostra su opere che costano tantissime, perché poi i politici passano, ma se l'opera va male ce la ciucciamo noi e ce la paghiamo noi. Detto questo, direttrice, cosa ne pensa di queste immagini che ha visto, di questa canzone di Sergio Endrigo, questo esule che si parte, lasciano tutto, non portano via niente, lasciano tutto, eppure la speranza di sopravvivere, di riuscire ad avere la libertà. Prego, direttrice. Guardi, intanto lei ha fatto un discorso perfetto che fotografa immediatamente il ruolo della cultura e di quello che fa anche un museo come M9. È proprio quello, ricordare la storia, riportarla così com'è, con tanti punti di vista, e dare soprattutto ai ragazzi, perché noi lavoriamo soprattutto con i ragazzi, la possibilità di farsi un'idea. Ma come ha detto lei, non c'è possibilità di farsi un'idea se non c'è memoria e conoscenza. Quindi ha fatto una foto meravigliosa di come dovrebbe essere la formazione. E questa conoscenza non è che deve essere barbosa, noiosa, incomprensibile, no? Adesso lei ha appena parlato di Sergio Endrigo, che tra l'altro amo molto perché secondo me ha scritto la frase d'amore più bella che abbia mai sentito in un'altra canzone, era un personaggio estremamente sensibile. Ma per esempio adesso che stiamo in epoca di festival, non possiamo non dire che una donna come Nilla Pizzi, che molti ricordano e che ha vinto molti festival, una volta lo fece con una canzone che si chiamava Vola Colomba, che tutti pensiamo sia dedicata a un amore lontano, e invece parlava della questione di Trieste e del fatto che Trieste era lontana dall'Italia. E questo lo racconto proprio per dire, le vie della conoscenza sono tante, la necessità di conoscere la storia tantissima, perché, altra cosa giusta che ha detto, se non sappiamo che cosa è accaduto, facciamo fatica a comprendere cosa accade oggi. Le guerre di oggi, se noi non capiamo che la svolta della seconda guerra mondiale, quest'anno è un'altra data importante perché sono 80 anni dalla fine della guerra mondiale, è la prima volta che una guerra tocca le persone civili, altra nota che ha fatto lei, e da quel momento cambia tutto. Il civile viene usato come forma di pressione, cosa che non era mai stata fatta prima. Cominciamo a capire anche perché oggi ci sono certi tipi di guerre che si accaniscono sui civili. Quindi davvero la cultura, i musei, la storia, tutte queste cose che ci diciamo che magari sembrano distanti, no? Invece sono vicinissime perché ci danno la possibilità di capire. E faccio ancora un esempio per non rubare tanto tempo. Il 14 di febbraio, che è l'inizio del Carnevale San Valentino, noi a M9 parleremo di baci, che sembra una cosa bellissima e lo è, ma i primi baci che sono stati rappresentati erano baci che celavano un messaggio politico, di nuovo. Cioè trovavano il modo di raccontare cose che magari era complicato raccontare o all'epoca vietato raccontare attraverso altre forme.
E di questo anche parleremo a M9 il 14. Quindi davvero importantissimo quello che lei dice, trovare i modi per continuare a mantenere la memoria. Ma sai perché? Altra questione importante, è perché stiamo perdendo purtroppo i testimoni oculari. I nostri vecchi, quelli che io ricordo, il mio papà che ha vissuto la guerra e che purtroppo non c'è più, tra poco mancherà quella generazione che ha davvero vissuto la parte più ruvida del secolo scorso e quindi bisognerà perpetuare la memoria in altra maniera ed è quello che proviamo a fare. Vede direttrice, e lo dico anche all'assessore Ragona, io molte volte con grande fatica, ma non per colpa dei professori, ma per colpa di qualcuno che non vuole far uscire questi ragazzi dalle scuole ed ascoltarli. Sono loro che devono mettersi alla cattedra e noi ad ascoltarli, perché questi ragazzi hanno molto da dire, hanno molto da insegnare. Io ho avuto l'Istituto Sansovino di Oderzo che è andato ad Auschwitz e mi ha fatto, direttrice, una scatola della memoria con tutti i bigliettini dei sentimenti che hanno provato, che li accompagneranno per tutta la vita, perché sono ricordi che non si dimenticheranno, perché la storia l'hai toccata, l'hai vissuta, sei stato intrigato dalla storia e quando sono ritornati hanno scritto, cosa difficilissima da fare i ragazzi, scritto malissimo, perché scrivono malissimo, ma hanno scritto i sentimenti, quello che hanno provato. E su tutti i bigliettini che io ho letto, perché io ho molto rispetto di quello che scrivono i ragazzi, li ho letti tutti al mattino durante la trasmissione, c'era la parola pace, inclusione, no al razzismo, no alla guerra, perché questa crudeltà, tutti scrivevano questo. Allora se il futuro è questo, ben vengano i giovani, lasciamoli parlare. Cosa dice, direttrice? Ma assolutamente, assolutamente sì. Due cose mi vengono in mente rispetto a quello che ha detto. La prima è davvero così, chi fa un'esperienza come quella di andare a visitare un sito del genere, io l'ho vissuta personalmente con Buchenwald, che è un altro di quei luoghi, no, della memoria, non torna più uguale a prima, non torna qui uguale a prima, ma è anche dovere e opportunità per le scuole di sostenere questi ragazzi nella conoscenza. Qualche volta questo risulta un po' più difficile perché ci sono scuole che hanno meno mezzi di altri e quindi io sono proprio contenta di dire, anche perché magari qui ci ascolta qualcuno che può partecipare a questa iniziativa, che abbiamo terminato una raccolta fondi, si chiama un crowdfunding, per consentire a scuole che stanno in zone magari con meno mezzi e con più povertà educativa di venire gratuitamente al museo e di fare gratuitamente dei laboratori. Ce ne occupiamo direttamente voi, voglio anche ringraziare da qui i veneti che ci hanno sostenuto in questa cosa. Ecco, potremo regalare esperienze di approfondimento a decine e decine di scolaresche. Vede, direttrice, mi scusi se faccio questa parentesi e lo dico anche all'assessore Ragona. Io non devo essere fortunato ad essere in quella scuola, avere quegli insegnanti, no, quei dirigenti. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, di conoscere, di capire, di informarmi su cose del passato che è la mia storia, il mio paese. Assessore Ragona, cosa dice? Poi torniamo dalla direttrice Bertolucci. Prego, Assessore. Buongiorno. Dico Buongiorno. Che è fondamentale in quanto... Mi sente? Sì, benissimo. Scusi, ho un problema di connessione, speriamo che regga. Io dico che sono completamente d'accordo, studiare il passato ci serve per gestire meglio il presente. Noi tra l'altro come Comune di Padova da moltissimi anni organizziamo proprio con i ragazzi delle scuole il viaggio della memoria per dare a quanti più ragazzi possibili l'opportunità di andare a conoscere quello che è stato. È importante però, credo, anche riuscire a conoscerlo per poi dopo non ricommettere gli stessi errori o comunque magari non gravi, però riuscire a cercare di fare sempre il meglio oggi, nel presente, perché altrimenti è un viaggio fatto a metà.
Assessore, cosa ne pensa anche di quello che ho detto, di iniziare, anche visto che ci sono dei progetti importanti depositati anche in Regione, di iniziare a parlare anche di trasporto su acqua, di ripristinare quei meravigliosi porti che avevamo, che forse qualcuno si è dimenticato perché il business è sulla gomma, il business di fare sempre più corsie, non 3 ma 4, non 4 ma 5, perché se andiamo avanti così. Cosa ne pensa lei invece di ripristinare magari ferrovia e acqua? Prego. Porti interni, non di mare, interni al Veneto? In generale, perché non ci manca niente. Abbiamo le ferrovie, abbiamo i mari, abbiamo i porti, prego Assessore, abbiamo i progetti. Allora, io credo che sicuramente si debba implementare la questione del trasporto su ferro, è fondamentale. L'Interporto di Padova lo sta facendo, ad esempio è attrezzato per ricevere i treni più lunghi di quelli che girano attualmente in Italia, ma l'Italia non è attrezzata, per cui sono treni che in altre parti d'Europa arrivano, vuol dire decine e decine di camion in meno ogni giorno. E quindi è sicuramente un aspetto che potrà potenziare moltissimo questo tipo di trasporto, a beneficio proprio di togliere camion dalla strada. Ricordiamoci che togliere camion dalla strada vuol dire avere anche autostrade più libere, quindi a questo punto la questione della terza o della quarta corsia risulta meno problemaca, serve meno. Se ho meno mezzi su strada, evidentemente anche una corsia in più mi servirà meno, e quindi anche con risparmi degli investimenti pubblici. Vediamo cosa ha portato la Pedemontana, degli investimenti pubblici in questo tipo di opere. Bisogna accelerare però sugli investimenti. Abbiamo letto qualche giorno fa che è previsto l'arrivo dell'alta velocità a Padova nel 2035, è troppo tempo. L'alta velocità non è un aspetto solo di trasporto passeggeri, ma è un raddoppio delle linee, e ad oggi abbiamo un'unica linea tra Vicenza e Padova, si sta concludendo da Verona a Vicenza. Un'unica linea vuol dire un binario in una direzione e un altro in un'altra direzione. Con l'alta velocità ci sarebbe un raddoppio, e quindi la possibilità di aumentare il numero di treni che circola, sia di alta velocità, ma anche di treni regionali, ma anche di treni merci. Quindi questo è importante e bisogna velocizzare questo tipo di investimenti. Ma perché, Assessore, la politica, parlo sempre in generale naturalmente, deve sempre litigare? L'ho fatto io, non l'hai fatto tu, butto via tutto quello che è stato fatto, anche se c'è qualcosa di buono, perché lo devo fare io, se non lo faccio io è tutto cattivo. Ma noi abbiamo visto anche nella liberazione della giornalista come è stato apprezzato questo atto, dove abbiamo visto per una volta non l'opposizione e la maggioranza, ma veramente l'insieme per aiutare questa giornalista, questo paese, l'informazione. Sono gesti che il popolo italiano ha apprezzato. Io quando sento la politica che dice io, il Veneto, il mio Veneto, la mia Italia, no, è di tutti. Noi dobbiamo capire che c'è un unico cielo e sotto quel cielo ci stiamo in tanti e in tutti, però c'è questo odio che mi preoccupa molto, questo odio. Sentire Liliana Segre che gira con la scorta, tante altre cose, sentire Edith Bruck che dice l'umanità avrà sempre bisogno di un capro espiatorio su cui scaricare il proprio odio, non ce ne libereremo. Direttrice, cosa ne pensa di queste parole, di questi ragazzi, di questi musei che raccontano la storia che va persa sotto le bombe perché non si può più ricostruire quello che tu distruggi? Sono beni immaginabili che abbiamo perso ed era la storia dei paesi. Per fortuna che qualcosa si salva, dico io per fortuna, ma con queste ultime armi non so quanto si salverà, se avete visto le immagini. Prego, direttrice. Guarda, c'è sempre una cosa che si salva ed è la cultura. Noi stiamo facendo una cosa
molto bella, un progetto insieme alla città di Le Havre in Francia. La città di Le Havre è stata bombardata per l'85% nel 1944 e si è rigenerata, oggi è patrimonio UNESCO. Cioè, pensare a una città distrutta per l'84% potete ben immaginare che cosa vuol dire, cioè vuol dire praticamente rasa al suolo. E la prima cosa che hanno provato a salvare sono le loro opere d'arte, perché attaccati a quelle opere d'arte c'era la memoria delle persone. E con loro stiamo facendo un progetto e sono molto felice di annunciare che Le Havre porterà a Mestre per la prima volta nella sua storia 50 capolavori delle sue raccolte salvati proprio dalla guerra, per pensare a che cosa vuol dire il dopo distruzione, no? Noi facciamo due cose: da una parte cerchiamo di spiegare e di raccontare che tipo di guerra ci sono state nel secolo scorso e in questo secolo, ma dall'altra proviamo anche a invogliare tutti a pensare al dopo ormai, no? A come poter chiudere quei legami di odio, e lo si può fare solo attraverso una visione culturale, perché la visione culturale implica anche il fatto della tolleranza verso tutte le differenze. Quindi dal 15 di marzo a Mestre noi penseremo proprio a questo, a come si fa a stare sotto le bombe e a quello che la cultura, le scuole, i musei possono fare in questo momento nei confronti della guerra e delle guerre. Vi racconto una storia che, tra le tante, è un nome che è notissimo, no? Monet lo conosciamo tutti, è uno dei maestri dell'impressionismo. Ecco, quando nasce il Museo di Le Havre per la prima volta, che è nel 1845, anche lì per rigenerazione, lui regala delle opere importantissime. Le regala perché crede che nei musei ci stia la forza di comprendere e di rigenerare. Arriva la guerra, i colleghi francesi fanno di tutto per salvare queste opere, come è anche accaduto in Italia. In Italia abbiamo avuto degli uomini eroici che hanno salvato, uomini e delle donne eroiche che hanno salvato il nostro capolavoro, salvano questo lascito e lo riprendono a raccontare, primo museo ricostruito in Francia dopo la guerra, con lo stesso vigore. L'arte aiuta a crescere, l'arte salva, la cultura lo fa. Quindi quello che dice lei è importante, perché se noi di fronte abbiamo degli scenari così drammatici, oppure rispetto a chi ha l'onore e l'onere di dover fare la politica, perché non credo che sia un lavoro facile, ecco, di fronte a questo noi dobbiamo aiutare a crescere la popolazione in modo che abbia mezzi per giudicare, per esprimere il proprio parere in modo civile e per contribuire al processo democratico e politico del nostro paese. E lo si fa solo essendo tutti informati e non lasciando nessuno indietro, crescendo tutti insieme. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Io ricordo molto bene quando chi dalmati quasi venì a Venezia esuli dal suo paese. Mi sono da scuola nel 49 e a Venezia era pieno di gente, poveretti, di questi fiori scampai che era toccato scappare da casa sua, e io ospitati in Venezia. C'era il Marco Foscarini, c'era il Lido, c'era partito. Io non a scuola con me. Mi sono andato in prima elementare nel 49 e vedi questi fiori che gli altri non avevamo, per vedere questi occhi chi ne guardava. Devo imparare cosa che vuol dire è a cattiveria, perché abbiamo visto i fiori mandati via da casa sua, obbligati a stare a sotterra, con gli occhi chi ne guardava. Adesso si è ben tutto perché ormai qua a Venezia ha fatto opposizione, ma è robe che purtroppo bisogna insegnargli a scuola. Non è giusto la storia, ma è storia, ma guarda, stanno nei musei, perché quello che entra sul museo è chiuso, bisogna che ti va a ritrovarlo. È storia che da girare per le scuole, e adesso in scuola, adesso i professori che gli insegnano la storia. Non sui musei serata, perché serata bisogna che ti va in cerca, e purtroppo i giovani non vanno per i musei, tanti giovani non vanno. E ora bisogna che potremo insegnare dei fiori, perché finché sarà le persone sane come gli altri, ma dopo, quando non siamo più gli altri, un poco alla volta,
e va semando, gli insegna sempre manco e gli insegna quello che vuole. Invece, anche l'ultima guerra è stata una roba schifosa per tutti, per nemici e amici, sono morti tutti, è stata una roba terribile, che sì che c'era, va bene, io ancora sugli occhi. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, se no non ce la faccio, hai fatto le riflessioni, ti ringrazio. Abbiamo sentito, non sono d'accordo su quello che dici in parte, specialmente sui musei, assolutamente no. Prego, posso direttrice. dire una cosa? Prego. No, è che giustamente il signore porta con sé un'idea dei musei che noi abbiamo contribuito a creare, che tutti noi che abbiamo lavorato, no? di luoghi chiusi che non servono, tant'è vero, dico sempre, pensate che nella nostra lingua roba da museo vuol dire ancora una cosa che non serve più, no? Roba da museo, non me ne faccio più niente, no? Quindi in realtà fortunatamente i musei oggi sono un po' cambiati, ecco, questo sì, e sono veramente aperti e accessibili a tutti e lavorano con le scuole, insieme alle scuole. Proprio per la questione che ricordava e che per noi è pressante, che ricordava il signore, perché tra poco non ci saranno più testimoni con questa forza, con quella forza con cui il tuo ascoltatore ha raccontato quegli attimi, no? Quei momenti lì. A qualcuno spetta di raccogliere il testimone e questo lo possono fare i musei moderni, raccogliendo memorie per poi condividerle con le scuole. Però vede, direttrice, anche Rinaldo deve capire che bisogna aprirsi, il diversamente giovane, che è quello che mi preoccupa di più, direttrice, lo dico anche a Aragona, è quello che mi chiama, che ha paura del diverso, che ha la rabbia verso il diverso, che non tollera specialmente il colore della pelle scura. È il diversamente giovane che mi chiama, non è il giovane. E questo, con la storia che ha vissuto, non riesco a capirlo. Cos'è successo? È successo che sono riusciti a trasmettere un messaggio di odio, di rabbia, uno contro l'altro. Assessore, cosa dice? Poi parliamo della mobilità del tram. No, sono d'accordo, è proprio così. Dopodiché chi protesta si sente sempre di più di chi sta zitto, quindi anche qui credo che in realtà la maggior parte degli italiani e dei veneti non abbia quel tipo di approccio. A me piace però contestualizzare la situazione ad oggi, cioè è inutile che parliamo dei poveri esuli di 80 anni fa e oggi sostanzialmente abbiamo degli esuli di oggi che scappano dai loro stati in difficoltà economica, perseguitati e cerchiamo di respingerli e li costruiamo le prigioni in Albania, tra l'altro in un momento in cui abbiamo bisogno di manodopera, cioè quindi dovremmo aprire le nostre porte per la nostra economia. Ecco, allora, se vogliamo imparare dal passato, impariamo e cerchiamo di accogliere, anche perché ne abbiamo assolutamente bisogno, con una popolazione che invecchia, con età pensionabili sempre più elevate che continueranno ad aumentare, o dobbiamo lavorare sulla natalità, ma non vedremo gli effetti prima di 20-30 anni. Quindi dobbiamo fare la pace un po' con noi stessi ed accettare anche queste persone che, come erano gli esuli 80 anni fa che arrivavano cacciati dalle loro case, ci sono anche oggi e vengono da noi. Stessa storia, non cambia niente, cambia solo il posto da dove parti, cambia solo qualche volta il colore della pelle che arriva, ma sono persone, sono esseri umani. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, ciao caro Vladimiro. Ciao Mirella, vado tutta scheggia, volevo dire una cosa alla tua ospite dei musei che aveva detto all'inizio una frase che per purtroppo è un po' alla volta sta passando, sta morendo, diciamo così, tutte le persone anziane che rappresentano un ricordo vero di quella storia, no? Dell'Istria, Dalmazia, via parlando. Ecco, io vado a scheggia, no? Quello che è capitato nella zona di Trieste, Gorizia, Monfalcone, in quel periodo là, è una questione molto molto semplice. Cioè, a quel tempo le forze armate jugoslave di Tito facevano ancora parte dell'alleanza con la Russia, con l'URSS del Partito Comunista Russo. In quegli anni lì tutti gli alleati cercavano, se possibile, di fare avanzare al massimo possibile il fronte
i confini a loro favore per tenersi più territori possibili alla fine della guerra. A quel tempo la Jugoslavia faceva parte, per dire per le povere, di quello che poi sarebbe stato il patto di Varsavia. Tito aveva deciso che tutte le terre a est dell'Isonzo, cioè Trieste, Gorizia, Monfalcone e via parlando, non fosse più parte dell'Italia ma della Jugoslavia. Ne conseguiva che per essere nemici dei jugoslavi non era necessario essere fascista, per esempio, ma bastava essere italiani. Uno era italiano, negava la ricerca della Jugoslavia del prezzo di quelle terre e veniva ucciso. Tra le tante persone che sta uccise, che sta quella povera ragazza alla quale era dedicata una via a Padova, che ne sta presa da qui di Tito, e sta picchiata, violentata e buttata ancora viva giù nelle foibe, dove che le morti in maniera orrenda. Ecco, mi dico questo, mi sono stato colpito quando 2 anni fa gli studenti di Padova, che meritoriamente era scesi in piazza per protestare contro l'uccisione della ragazza nera a Seattle o nei Stati vicini in America, dopo pochi giorni inizia a fare le distinzioni per la morte di questa ragazza. Cioè, mi penso che in questo caso qua, mentre nel caso dei lager in Germania, purtroppo è vero, sta morendo le persone che ha la memoria viva. In questo caso qua, alcune volte a me non mi dispiace, perché purtroppo alcuni vecchi arnesi, come chi chiamo me, vuoi ancora stare lì a mistificare quello che è successo e non va bene. Mi spero che i giovani di oggi, e chiudo, sia così intelligenti da poter prendere la staffetta dai vecchi che sparisce, ragionando bene. Cioè, io non vedo perché un giovane di oggi deve farsi dei problemi a dire la verità. Chi che ha ucciso in quel modo orrendo quella ragazza a quale ha dedicato la via a Padova non deve essere difeso in nessuna maniera, deve essere condannato come i fascisti dell'Oata e come i nazisti che hanno ucciso milioni di ebrei in Germania. E purtroppo, e chiudo, sti giovani qua molte volte adesso li vedo chi va in piazza a protestare contro Israele per difendere i palestinesi di Hamas, e i stessi che hanno fatto delle porcherie contro le povere donne ebree che ancora esistono in Italia, che non è accettabile. Cioè, questi giovani qua deve svegliarsi, non deve farsi strumentalizzare da certe persone che li usa per i loro fini politici. Il male è sempre il male comunque, e chiunque sia, non si può andare a trattare male le nostre, adesso mi sfugge il nome da come che sono preso, no? Le nostre bravissime donne anziane che vengono via dal ghetto per difendere Hamas, che ha ammazzato migliaia di persone di Israele e che non vuole la soluzione 2 popoli, 2 stati. Bisogna essere stupidi per non capire questa cosa. Ecco, volevo dire al Signore, chiudo, che non sempre il fatto che sparisca persone anziane, che purtroppo esistendo vuole portare avanti ancora certe mistificazioni per difendere se stessi e la loro parte, se questi qua muore, a me non mi dispiace, perché chi che ha ucciso in quel modo orrendo quella ragazza, buttata viva e violentata nella foiba, se mi avesse davanti piccheria da mattina a sera, tanto per dire, ecco, buongiorno, scusa del sfogo Mirella, ma non è possibile non dire alcune cose. Ciao. Allora andiamo a vedere, visto che hai nominato, andiamo a vedere questi vandali che hanno veramente fatto questo atto vandalico sulla panchina che ricordava Norma Cossetto. Andiamo a vedere. No, vandali, panchina, Norma Cossetto. Adesso dovrebbe partire. Ho avuto l'onore di deporre una rosa. Ho portato a Norma, la mia amica d'infanzia, ho portato una rosa. Penso che da lassù lei veda questa rosa.
Così l'esule Andrea Patelli nel febbraio del 2023 raccontava la propria emozione nel vedere intitolata una panchina alla sua amica d'infanzia Norma Cossetto, vittima delle foibe e diventata negli anni più recenti, dopo decenni di oblio, un simbolo. Ora però quella panchina, posizionata in piazzale Serenissima con tutto il suo carico di memoria, è stata oggetto di un atto vandalico, la targa dedicata a Norma, in parte rimossa e danneggiata. Un gesto ignobile, afferma in una nota il circolo locale di Fratelli d'Italia, guidato da Fabio Carli, condanna anche da parte del gruppo in Consiglio Comunale. Non solo un atto vandalico per un bene che è di tutti, ma un oltraggio ad un simbolo che rappresenta i valori di rispetto e di civiltà come Norma Cossetto. Come Fratelli d'Italia Castelfranco ci attiveremo fin da subito perché la targa venga ripristinata e perché il ricordo di Norma Cossetto continui ad essere un valore nel tempo. Difficile capire se il gesto abbia una connotazione politica o sia un semplice atto vandalico. In ogni caso, dice Massimiliano Spagnol del Comitato 10 febbraio, si è gettato ulteriore fango su una donna che ha dato la sua vita per gli altri. Resta da capire se sarà formalizzata una denuncia. Ha sentito, ha visto? La mamma dei cretini è sempre incinta da una parte e dall'altra. Ecco, poi insomma a ridosso anche del giorno del ricordo di tutte... La mancanza di rispetto è incredibile. Se n'è accorta la squadra che stava allestendo il palco e le transenne per la cerimonia del giorno del ricordo, e certamente quelle scritte in grosso: morte al fascismo, libertà ai popoli. Trieste Nostra è quel numero, il 161, che rimanda a quello delle associazioni slovene sciolte o chiuse durante il fascismo, avevano un solo scopo, sempre quello fra l'altro: sporcare il senso stesso del 10 febbraio, anche e forse soprattutto alla luce dell'inaugurazione quasi contemporanea di Go 2025, passo importante per il superamento delle barriere che tristemente conosciamo. Sul posto polizia e carabinieri ed esponenti della Lega Nazionale, a cui il monumento della foiba di Basovizza fa capo. Con tutta probabilità l'imbrattamento è avvenuto nella notte o di prima mattina. La vernice è apparsa fresca al personale della ditta, che ha subito informato le forze dell'ordine. Non è quello odierno che è l'ultimo di una serie di affronti che la foiba ha subito, anche se stavolta il tempismo è palese. Ma non è il gesto idiota di due imbecilli che mi preoccupa, quanto il silenzio assordante delle istituzioni. Io quando chiesi al Presidente della Repubblica Slovena di togliere la scritta Tito su Monte Cotusso e su Monte Sabutino, una scritta d'odio, una scritta di Tito, riposizionandola per i ragazzi sloveni e italiani, una scritta d'amore, la croce cristiana che unisce l'Italia e la Slovenia, gli italiani e gli sloveni, ci fu un silenzio assordante. Ecco, io riconosco al Presidente Wolf Packer che in passato venne qui coraggiosamente a stringere la mano nella mano con il Presidente Mattarella, bellissimo gesto. Poi sarebbe bello che questa proposta venisse attuata affinché questo lunghissimo secondo dopoguerra incominci a finire. Immediatamente si è provveduto a coprire le scritte in modo che lunedì l'ingresso della foiba non rechi evidenza dell'accaduto. Come giudica questo atto di vandalismo alla foiba di Basovizza? Beh, è un tentativo evidentemente di rompere quella che è per fortuna il segno dei tempi nuovi che si respirano a Trieste, nella nostra regione e nelle nostre terre. Dopo la stretta di mano di Mattarella e Pahor su entrambi i monumenti, la foiba di Basovizza e il cipo dei fucilati sloveni sempre a Basovizza, il clima politico è cambiato, che è molto importante, e sloveni e italiani di queste terre finalmente credo abbiamo superato i conflitti del passato. Ora è evidente che c'è qualcuno che pensa di poter riportare la storia indietro, ma non ce la farà. Non ce la farà proprio, e il segno è proprio, credo, anche la nostra condanna, la condanna di un partito sloveno di questi fatti. Anche noi ricordiamo quello che succedeva sui nostri monumenti molti anni fa e che per fortuna ultimamente sostanzialmente non succede più. Vuol dire che veramente i tempi sono cambiati, ma c'è qualcuno che vuole tornare indietro e non ce la farà, sicuramente non ce la farà. È un gesto detestabile, perché se la prende con i morti, chi non ha il coraggio di prendersela con i vivi. È un gesto vigliacco, fatto di notte, in forma anonima, strisciando per terra, un po' come fanno i vermi, ed è un gesto fondamentalmente comunista. È un gesto comunista, non è un gesto italiano o un gesto sloveno, è un gesto stupido, vigliacco e comunista.
Devo dire che il giorno del ricordo ormai è un patrimonio di tutti, evidentemente c'è chi non si rassegna, evidentemente c'è chi lo contesta ancora. La cosa importante è che non lo facciano né le persone sane di mente e soprattutto che non lo faccia la politica. A questo punto devo andare in pubblicità. Siamo con Andrea Aragona, assessore all'urbanistica, mobilità, viabilità, ambiente, ciclabilità del Comune di Padova, e con Serena Bertolucci, direttore del M9 Museo del Novecento, o direttrice, conforme ognuno vuole essere chiamato. Quello che vorrei anche capire, direttrice o direttore, cosa ne pensa di questi servizi che abbiamo visto. Ecco che arriva l'etichetta. Non si sa ancora chi è stato, cosa è stato, ma sicuramente un comunista. Noi usiamo sempre le etichette, uno, dico sempre, ruba un qualcosa, diventa subito un ladro. Un ragazzo spaccia una bustina, diventa un spacciatore. I stupratori sono tutti di colore, i delinquenti sono tutti di colore. Sembra che dovremmo smetterla finché non si sa veramente, oppure anche crescere culturalmente di parlare di persone, né maschile né femminile, ma di persone, il rispetto. Io mi domando, e lo chiedo anche all'assessore Aragona, perché non si mettono le telecamere dappertutto su questi luoghi sacri? Sono persone che non hanno potuto vivere per la crudeltà di qualcuno, sono morte. Ecco, questo ricordo va rispettato. Qualcuno ha detto la mamma degli imbecilli è sempre incinta, è vero, ma siccome lo sappiamo cerchiamo anche di tutelare il rispetto di queste morti. Cosa ne pensa, direttrice? Guardi, una cosa molto complessa e molto seria del nostro paese è che non si è ancora sviluppato e attuato un clima di riconciliazione. Dicevo, sono 80 anni che noi che possiamo dire che il secondo conflitto è finito, ma facciamo ancora fatica a ricucire alcune ferite che abbiamo dentro, no? E questo sa perché? Ma per un motivo molto semplice, perché la storia, quella che noi chiamiamo storia, con la S maiuscola, in realtà è fatta di tante piccole storie che ci riguardano personalmente. E quando qualcosa ci prende così di persona, è più complesso poi, no, vedere la montagna da lontano, come dicono gli indiani, no? Perché si è coinvolti. Faccio un mio esempio personale. Io non ho mai conosciuto mio nonno, che è morto in guerra a Capo Matapan, no? È affondato con delle navi improbabili con i quali i nostri ufficiali, i nostri marinai sono stati mandati a combattere e inesorabilmente a morire, no? E quindi è chiaro che una memoria del genere, che colpisce la parte emotiva di me, no, mi fa difficoltà poi a ragionare. Però ecco che qui subentra invece la responsabilità e necessità, e dico proprio anche a partire da chi ha responsabilità politiche, di lavorare per la riconciliazione. E un sistema molto semplice è usare, e mi scuso per la parola che può essere un po' complessa, la retropia. La retropia è il contrario dell'utopia, cioè si parla sempre guardando indietro, no? Ma guardando indietro non per le piccole cose che sono accadute, ma questi hanno fatto prima questo, ma guardare indietro prendendo ispirazioni dai grandi accadimenti storici per andare avanti, no? Italo Calvino, un nostro scrittore meraviglioso, anzi se qualcuno che ci ascolta avesse voglia di leggere, consiglio tantissimo Italo Calvino, diceva che in questo caso bisogna essere leggeri. Che cosa vuol dire Calvino quando dice leggeri? Non sempliciotti, cercare di guardare le cose dall'alto. Questo è il dovere che abbiamo tutti noi che facciamo cultura, noi che facciamo politica, no? Lavorare affinché ci si riconcili con una storia che è complicata. Allora ci riconciliamo con la storia del tram, che era la nostra storia, sono stati tolti, adesso li rimettono, andiamo a vedere proprio nuovi cantieri tram, andiamo a Padova. Tornano i cantieri del SIR 3. Dalla prossima settimana, infatti, operai al lavoro in via Sografi per la realizzazione della piattaforma su cui correrà il tram. Dopo i lavori all'incrocio Sografi-Forcellini realizzati lo scorso agosto, dal 15 gennaio la strada verrà chiusa in entrambi i sensi di marcia.
Nel frattempo proseguono i cantieri già in corso, come quello in via Morgagni, che ricordiamo è stato posticipato perché si è reso necessario un intervento sulle fognature, quello al ponte di Volta Barozzo e quello all'interno del quartiere parallelo a via Piovese. Nelle prossime settimane, inoltre, verranno anche completati alcuni interventi su via Piovese. Abbiamo già realizzato la parte relativa all'incrocio tra via Sografi e via Forcellini, questo ci permetterà di non toccare via Forcellini, che rimarrà quindi aperta. I lavori nella prima parte partiranno da subito dopo fino a via Rosmini, mantenendo quindi nelle strade laterali la possibilità di raggiungere via Sografi e quindi l'ospedale. L'accesso invece in quell'area dove ci saranno i lavori sarà sempre consentito ai residenti e anche per il raggiungimento delle attività commerciali che stanno soprattutto all'incrocio, diciamo, fra le due vie, via Forcellini e via Sografi. Procediamo in questa maniera, quindi con delle piccole deviazioni per permettere comunque la possibilità di raggiungere l'ospedale, mentre chi deve transitare da est a ovest su via Forcellini lì invece non verrà intaccata la viabilità e rimarrà come è oggi. Allora, Assessore Ragona, come ci saluta, che messaggio vuole lasciare? Un investimento importante che cambierà anche quella che è la visione di una Padova di una volta, come diceva la direttrice, ma nel futuro un'altra Padova, un'altra mobilità, un'altra viabilità. Prego. Sì, esattamente. Noi adesso, in realtà prima diceva che quando c'è un cambio di colore politico si abbandonano sempre i progetti precedenti. In realtà questo tram lo ha messo in centrodestra, ma siccome noi abbiamo visto che c'è un grande utilizzo in città, abbiamo deciso di continuare con questa progettualità. Le cose si stanno iniziando a vedere. Siamo forse già più di metà, ecco, insomma, e quindi credo che nel giro del prossimo anno inizieremo a vedere i primi tram girare, e dando così la possibilità alle persone, ai cittadini, di utilizzare meno l'auto, sia per quanto riguarda lo smog, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la congestione, il traffico. Se diamo delle alternative veloci, capillari, comode, allora le persone lo utilizzano il mezzo pubblico e lasciano a casa l'automobile, quando ovviamente lo possono fare. Del resto lasciando le strade vuote anche per chi invece ha bisogno di utilizzare l'automobile. Ecco, quindi chiediamo ancora un po' di pazienza, ma stiamo lavorando in maniera veloce e iniziamo a vedere qualcosa all'orizzonte. Allora salutiamo e ringraziamo Andrea Ragona, assessore all'urbanistica, mobilità e viabilità, ambiente e ciclabilità. Pensate quante cose del Comune di Padova, di essere stato con noi e lo ringraziamo. Grazie Assessore. Direttrice Bertolucci, ecco, lei invece come commenta quello che abbiamo visto, queste immagini terribili, il non rispetto? Ecco, io sono convinta che tutti noi non ci rispettiamo quando usciamo di casa, perché ognuno si fa le proprie regole. Ognuno decide che quella regola vale per lui e deve valere per tutti gli altri, ed è la mancanza di rispetto. Prego, direttrice. Io credo che davvero bisogna ricominciare a guardare anche alle piccole cose, no? A cominciare a mettere ordine e armonia nel nostro piccolo mondo. E allora, mentre ascoltavo l'assessore col suo lavoro del tram, mi veniva in mente un brano di un film molto noto che è La tigre e la neve, nel quale a un certo punto c'è un dialogo molto interessante, no? Uno chiede all'altro come si fa ad amare le persone e a scrivere delle poesie d'amore. E la risposta è pazzesca, perché dice: ma non pensate intanto alle cose grandi, ma provate a scrivere sulle piccole cose, il mare, il vento, un termosifone, il tram, cita questa cosa. Ecco, perché non esiste una cosa dove non sia possibile trovare l'altro e il rispetto dell'altro. Ecco, e tutto sta lì, no? Incominciare da noi, incominciare a essere un po' più gentili, incominciare a essere un po' più curiosi. Tutto ciò che ci accade intorno, come dicevamo prima, è grande storia, ma aspetta a noi fare la piccola, che è un tassello di questa storia grande. E noi con il nostro impegno di musei, di attività dei ragazzi, di concerti, di attività per tutti, proviamo a fare proprio questa cosa.
far sì che il piccolo giardino di ognuno diventi un luogo dove tutti gli altri possano stare bene. Secondo me bisogna proprio iniziare dalla persona e dal valore della persona, che forse è un po' dimenticato, no? Quanto ogni persona valga di per sé stessa, quanto sia preziosa. Vede, direttrice, anche il tram era la storia e a mio avviso la storia va lasciata, la puoi modificare, puoi mettere anche cose di ultima generazione, ma la devi rispettare. È questo che non si riesce a capire. Io mi ricordo sempre quella scritta, e la dico sempre, che c'è su una bellissima villa storica a Verona: conserva. Ecco, questo mecenate che ha scritto questa parola all'esterno di questo bellissimo edificio che lui ha ristrutturato, ce l'ha lasciato, ed è scritto conserva. Ma mi sembra che la politica non conservi niente o molto poco, quello che è la storia del passato, i valori, le tradizioni, a parole, ma nei fatti non ci siamo proprio. Quanto difficile per loro investire nei valori, nelle tradizioni, nella cultura, e torniamo là, perché è storia questa. Allora cosa ci raccontano? Prego, direttrice. C'è un altro famoso intellettuale che dice una cosa molto bella, cioè che la memoria non è venerare le ceneri, ma è alimentare il fuoco. Ecco, qualche volta noi corriamo il pericolo di essere lì fermi a venerare le ceneri e non si va da nessuna parte, no? Invece bisogna dare nuova energia, anche se questo vuol dire fatica. Quindi noi abbiamo bisogno del fuoco che può dare la memoria e la storia, e che può essere energia pulita, tanto per tornare al concetto del tram, che ci fa crescere. Perché vede, se un ricordo è cristallizzato lì, e allora torniamo a quelle cose che abbiamo visto, no? Quelle cose tremende, ma non viene spiegato, non viene reso comprensibile a tutti, non viene trattato come cosa preziosa, non viene strumentalizzato, se vengono, cioè, no, viene strumentalizzato, resta come un seme che non germina. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ho tentato di telefonare da prima che c'era anche Ragona, però comunque va bene lo stesso. Allora, dottoressa, bisogna anche ricordare, credo, che grazie ai francesi che ci concedono questa mostra, però bisogna anche ricordare le migliaia e migliaia di opere che Napoleone ci ha rubato. Solo di leoncini in pietra 3.300, solo di quello, eccetera, eccetera, perché io credo che la memoria vada detta tutta. Comunque l'arte resta sempre un grande passaggio di conoscenza e di cultura, e che vada, però ricordiamo che questo, ecco, non ci concedono nulla, assolutamente nulla, ci concedono di vedere una piccola parte di quello che Napoleone ha rubato. Poi per quanto riguarda il tram, lei lo considera una grande opera di avanzamento, di cultura, eccetera, eccetera. Guardi che il 90% dei padovani lo considera qualcosa di assolutamente dannoso. Glielo assicuro, specialmente nelle zone dove sono stati distrutti completamente il verde. Quindi se si fa questa opera per il green, per il verde, per la salute, per l'ambiente, è assolutamente non vero, perché sono stati tagliati centinaia, migliaia di grossi alberi. Quando Ragona dice che ne pianterà altrettanti, sì, a 10 chilometri di distanza, e dei poveri ramoscelli si sa bene che poi quasi tutti non vivono e c'è bisogno almeno di 100 anni prima che diano l'ossigeno. Venga nelle zone, io la invito, avete il mio numero di telefono, venga nelle zone dove stanno facendo questa opera di distruzione per vedere specialmente luglio-agosto cosa sarà. Completamente immersi nel cemento, che non gli è bastato di togliere tutto il verde, ma in contemporanea hanno anche dato il permesso Paola, di devo chiudere perché ho già gli ospiti che stanno arrivando per la seconda parte. Ti ringrazio Paola della telefonata, molto chiara, conosciamo il tuo pensiero, mi dispiace che non sei riuscita a prendere la linea con l'assessore Ragona, ecco, però penso che, mi sembra che hai già parlato con lui anche un'altra volta, il futuro
per loro sono anche questa nuova mobilità. Come ci saluta, direttore? Non mi ha mandato neanche un video del museo, neppure questa volta. Sono veramente imperdonabile. Aspetto il prossimo invito. Ecco. No, uno con una precisazione, nel senso che non è proprio così la storia delle opere d'arte. Noi parlavamo nel caso di opere francesi. Dobbiamo a un grande veneto che magari faremo bene a ricordare ogni tanto, che si chiamava Antonio Canova. Una restituzione di gran parte delle opere di quel sacco, di quella rapina a cui si rifaceva la signora, ma sono proprio due cose completamente diverse. Però su questo si può parlare. Noi stiamo parlando di opere assolutamente francesi e legate alla storia del Novecento. Però sono racconti importanti che forse vale la pena di ricordare, perché sennò appunto si generano equivoci, no? E vi saluto dicendo appunto che forse vale la pena di vederle queste opere, quindi che vi aspetto al museo. Magari possiamo organizzare anche con gli ascoltatori una visita guidata con me, se vuoi, io sono a disposizione. Ringrazio sempre per l'attenzione e alla prossima volta. Grazie veramente a Serena Bertolucci, direttore M9 Museo del Novecento, di essere stata con noi. Grazie, pubblicità. E ringrazio tantissimo Stefano Antonini, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia,
esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia di essere qui con noi. Grazie veramente Antonini per questa presenza. Saluto anche il comandante, già comandante capo forestale dello Stato Guido Spada, qui vicino alla Mirella, e non poteva mancare Dio ti salvi Perin, imprenditore storico. Buongiorno, che con i suoi video ci fa vedere e conoscere la storia che molti non sanno, non conoscono e non immaginano neppure dove si trovino certi ricordi per ricordare il passato che è la nostra storia. Grazie anche a Dio ti salvi Perin. Allora io inizierei proprio da Stefano Antonini, anche perché lui ci deve lasciare un po' prima. Ecco, cos'è il giorno del ricordo, Antonini? Questo odio ancora si vede, ecco, questo vandalismo, abbiamo visto questo vandalismo su Bassovizza, questa rabbia, questo rancore, il non rispetto che quella che è la storia, alla fine sono morti che non c'entravano niente con questa malvagità e crudeltà. Questo è l'uomo che è crudele e malvagio, non è la guerra. Prego Antonini. Sì, intanto vi ringrazio per l'invito. Prima di rispondere alla sua domanda, ricorderei semplicemente che l'inno che avete appena sentito, il Va Pensiero, è l'inno di tutti noi profughi. È un momento fondamentale e nasce in realtà l'idea di collegare questo inno all'Esodo il 15 di agosto del 1946 a Pola, all'arena di Pola, quando era chiaro che ormai buona parte dell'Istria sarebbe stata assegnata alla Jugoslavia, tutti i polesani si ritrovarono in questa arena, questa vestigia romana magnifica, e tra un tripudio di bandiere e probabilmente di pianti inneggiarono spontaneamente a quest'inno che diventerà poi l'inno di tutti i profughi giuliano-dalmati. E torno alla sua domanda. Io credo che in questi anni il giorno del ricordo sia diventato, sono passati più di 20 anni ormai dalla sua istituzione, da quel momento ad oggi la conoscenza di questi fatti, dei tragici fatti del confine orientale, è aumentata significativamente ed è aumentata anche, ovviamente, la reazione di alcuni, pochi tutto sommato, io direi imbecilli, tipo quelli che hanno fatto quelle scritte. Quelle scritte erano in croato, ma la scritta principale, Trstejenac, vuol dire Trieste nostra, è una cosa incredibilmente antistorica. Sono rimasti in pochi. Io credo che sono la testimonianza in qualche modo che il lavoro fatto dalle associazioni, in primis sicuramente dalla mia associazione, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, che raccoglie i profughi ed è presente in tutta Italia, ma anche di tutte le altre associazioni, fatto in questi ultimi 20 anni in 1000 modi, tra il teatro, come quello che facciamo noi, ma ricorderei anche Cristicchi, cinema, presenza sempre più massiccia nelle scuole, in cui si spiega quello che è successo. Credo che queste reazioni diano atto in realtà al fatto che abbiamo lavorato bene in questi anni e che questa storia rispetto a una volta comincia a essere conosciuta. Rispetto a una volta perché, mi fermo, vorrei semplicemente ricordare che per almeno 50 anni questa storia è stata stracciata dai testi di scuola. Nei testi di scuola non esistevano, se ne parlava proprio. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, le cose sono sicuramente cambiate. Allora sentiamo anche il già comandante Guido Spada, ecco, come commenta anche quello che ha detto Stefano Antonini, ecco, questo poco rispetto anche di una morte atroce, ecco, perché manca il rispetto, eppure la storia, quello che ha lasciato, dovrebbe aver insegnato soprattutto il rispetto del ricordo di queste persone che non avevano, molte di loro, fatto assolutamente niente e sono morti in maniera
crudeli, una maniera proprio da non poter credere. Prego. Questa è proprio una bella domanda. Chiedersi perché ancora oggi ci siano delle persone che non hanno vissuto quel periodo tragico, quindi forse non conoscono neanche quello che è successo, facciano questi atti vandalici. Questo veramente è una cosa esecrabile. Per quanto riguarda la memoria va coltivata giorno per giorno, va coltivata negli ambiti scolastici, coltivata anche nell'ambito politico, perché se non coltiviamo questo concetto di cos'è la memoria, noi la perdiamo. I fatti di Basovizza o fatti successi in Istria, che conosco anche molto bene perché la mia famiglia, una parte è goriziana, quindi abbiamo anche vissuto questo tipo di esperienza, non personale naturalmente, ci permette di capire che questi fatti tragici hanno un solo scopo, un odio razziale di quell'epoca, cioè gli italiani visti come nemici, una cosa veramente fuori da ogni logica storica, anche storica. Comandante, prima la direttrice Bertolucci dell'M9, Museo del Novecento, ha detto che questo forse è dovuto perché non si è spiegato ancora molto bene, tanto è vero che anche Stefano Antonini l'ha detto, non era scritto nei libri di storia. Io vorrei vedere, poi spero anche che vengano presi chi o queste persone che hanno fatto questo atto di vandalismo terribile, atroce, che segna profondamente tutti noi. Ecco, chi è che non rimane sconvolto per un atto del genere? Eppure non si fa poco. Io sento i ragazzi non conoscono. Come mai, comandante? Secondo me c'è una carenza anche da parte di chi dovrebbe insegnare queste cose, forse per vari motivi. Io non entro in merito del perché non è stato mai fatto, ma come giustamente diceva prima, per 50 anni queste cose forse non si dovevano neanche dire, si dovevano sentire solo tra coloro che conoscevano la realtà. Per cui la maggioranza degli italiani a volte non sapeva neanche dove si trovava l'Istria. Allora, lei ha portato un libro, devo correre purtroppo, sì, comandante, che il tempo è tiranno, Il cimitero austro-ungarico di Follina, storia riscoperta, itinerario lungo le strade. Eccola qua, facciamo vedere anche questo libro. Io vorrei sapere quanti di voi a casa conoscono questo percorso. Se ci sono, anche quando si arriva a Follina, dei cartelli, delle cose, cioè bisogna andare a vedere con, non so, con una lente di ingrandimento, e arrivano, non si capisce. Ecco, mentre uno che investe molto su quella che è la storia, sui libri, i percorsi, è il nostro Dio ti salvi Perin, naturalmente boicottato, naturalmente messo con le spalle al muro, perché sta cercando di far ricordare anche questa storia, che è la storia del territorio. Prego, Dio ti salvi. Ecco, sì, anche questa è una storia che con Guido ho collaborato tanto per riportare alla luce questo cimitero austro-ungarico, praticamente centinaia di tombe praticamente abbandonate sopra metri e metri di rifiuti. Grazie appunto a Guido abbiamo iniziato a denunciare questa cosa, ma anche il sindaco in primis non voleva crederci. Praticamente sotto 2-3 metri di rifiuti buttati dietro il cimitero c'erano sotto, praticamente lo dirà lui, quanti morti. Quindi tutti i caduti sul fronte Piave, sulla linea del Piave, avevano prima dei cimiteri, che io ne ho trovati anche appunto a Barbigiano, in giro, le prime sepolture dei morti, dei soldati morti, eccetera. Dopo venivano portati su a Follina. Follina aveva veramente centinaia, e qui però sono stati praticamente abbandonati, anzi buttati sopra i rifiuti. A un in primo periodo chiamato delle ditte specializzate a riesumare, eccetera eccetera. Dopo naturalmente anche lì ci sono i furbi, e alla fine invece che recuperare tutti hanno preso il Caterpillar, hanno fatto tabula rasa, non c'è più nessuno, e grazie al suo impegno
non so se ha preso anche delle denunce eccetera, per voler dire se ha detto qui di no, ci sono. ha detto di no, non ha preso denunce, anzi. Allora se andiamo a vedere anche, devo correre anche questa storia di Maria Pia, andiamo a Trieste e poi sentiamo Stefano Antonini. È andato via la mattina presto, questo raccontava mia madre, e l'hanno deportato, è venuta giù la truppa jugoslava alla Maddalena, lui era di servizio, era appena ritornato dall'Aquila, della Croce Rossa Caporal, della Croce Rossa, aveva la divisa che mia mamma gli ha detto non mettere la divisa perché era una confusione da matti quel periodo. E lui ha detto io non ho fatto male a nessuno, perciò non ho paura. Maria Pia Mosetti racconta così la vicenda del padre, portato via dai titini immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Era bambina all'epoca, 4 anni. La storia le è stata raccontata dalla madre e come al solito è una storia fatta anche di gesti normali, cui il finale aggiunge un ulteriore significato. Qui a Basovizza ha incontrato la donna del latte che ci portava il latte la mattina e ha detto Giustina, di a mia moglie che sono stato portato via in sbaglio. Invece no, non è stato più, non è ritornato più. L'unica colpa del papà di Maria Pia è essere italiano, ma c'è di più. Anche la mamma, quando cercava di sapere qualche cosa in più sulla sorte del marito, ha rischiato e non poco. Mia madre è andata in cerca 2 o 3 giorni con la sorella di mio padre, ha visto di tutto qui, non so dove è arrivata, è venuta a casa con i piedi tutti insanguinati, mi raccontava lei. Sono venute perché hanno visto di tutto a Croce Rossa e uno proprio slavo, qui gli ha detto se avete famiglia ritornate indietro perché se andate avanti non tornate più indietro. Come guardare ora, 80 anni dopo, a quanto accaduto? Maria Pia, se glielo si chiede, ha un pensiero per i più giovani. Ormai solo ricordare, non portare odio, certo che, ma i giovani no, perché si va avanti sempre con cose impossibili proprio. Già è tanto un disastro nella vita. Allora Stefano Antonini come commenta queste parole di questa donna che i ricordi fanno male, abbiamo bisogno di pace, di serenità. Prego. Ma io sono assolutamente d'accordo con lei e mi è piaciuta questa cosa che lei dice legata alla pace e ricorderei per questo un momento importantissimo nella nostra storia. Era il 13 di luglio del 2020 a Basovizza proprio, c'era il presidente Mattarella insieme al presidente all'allora presidente della Slovenia Pahor, insieme davanti alla foiba di Basovizza, mano nella mano, e in quell'occasione Mattarella disse una cosa molto importante e disse che la storia non si cancella e che bisogna ricordare sia i morti, quelli che sono stati infoibati, torturati, eccetera, ma si può scegliere se farlo con rancore o con odio o se condividere la storia e fare un passo avanti verso il futuro, cercando di costruire armonia, amicizia, collaborazione anche con quelle popolazioni, perché questo è l'unico modo per andare avanti, per avere un futuro. In sostanza l'importante è conoscere bene quello che è successo, analizzare, condividere il dolore che rimane, perché non può che rimanere il dolore di quello che è successo, ma guardare avanti perché è questo che serve la memoria, se no non serve assolutamente a niente. La memoria serve ad imparare a ricordare quello che è successo ed imparare a non ripetere più gli errori fatti. Guardate, non fare questo è quello che è successo poi nella ex Jugoslavia, la guerra del 91, la guerra di Jugoslavia, dove non c'era stata una rielaborazione di quello che era successo durante la seconda guerra mondiale e i Sega massacravano quest'altri in quel periodo. Questo è importante, ma bisogna conoscere, bisogna ricordare quello che è successo e conoscerlo bene nel contesto storico, partendo sia dalle testimonianze dirette, come quella che abbiamo sentito, e sia da una ricerca storica che sia di tipo scientifico. Questo è indispensabile. Si parte da quello
per cambiare le cose, per avere un futuro. Se non c'è questo passaggio non c'è futuro. Allora andiamo a vedere proprio Norma Cossetto, andiamo a vedere questo video. I paesi Visinada e Santa Domenica di Visinada erano vicini, la domenica andavamo a trovare, mentre i grandi chiacchieravano in cucina, la Norma, questa signorina meravigliosa, giocava, ci faceva giocare me e mia sorella. Questo è il ricordo di Norma Cossetto da Andrea Patelli, che in quel 1943 aveva 7 anni e non sapeva ancora che da lì a poco sarebbe stato uno dei tanti profughi istriani fuggiti per non finire sotto la dittatura titina o peggio in qualche foiba istriana. E il signor Andrea, che nel frattempo ha costruito una vita di successo come farmacista a Treviso, non dimentica quella 23enne studentessa infoibata dopo giorni di violenza e divenuta simbolo di quello che è stato definito il genocidio istriano-dalmato. Io abito qui vicino e ogni giorno quando passo guardo quel cartello e mi ricorda tante cose. Un ricordo che da 3 anni qui si rinnova la mattinata prima del giorno della memoria. Qui non manca mai un fiore, ma quelli deposti dal consigliere Acampora raccontano perché si sia scelta proprio questa via, pensando agli scolari che la frequentano. Abbiamo scelto questa strada per un significato simbolico, proprio perché era davanti a una scuola. E il fatto che la loro scuola sia in via Norma Cossetto numero 1, auspichiamo che possa risvegliare in loro una curiosità, una sensibilità storica rispetto alle foibe, rispetto alla storia di Norma Cossetto. Ragazzi delle elementari che hanno eseguito l'Inno d'Italia, ricevendo dal vice sindaco Manera alcune copie della Costituzione. Abbiamo ricordato una studentessa, Norma Cossetto, uccisa nelle foibe tanti anni fa, e la Carta Costituzionale rappresenta una salvaguardia ai nostri valori, i valori in cui si fonda la Repubblica, che parlano di pace, di identità e soprattutto di non guerra. Un luogo della memoria quindi questa via, che però per le moderne tecnologie che ogni giorno ci guidano non esiste. Qui c'è un problema. I ragazzi magari scopriranno perché ci passano davanti, però se uno viene qui seguendo Google non la trova. Effettivamente è una cosa che abbiamo appurato e pensavo che a distanza di 3 anni la cosa fosse risolta. Esiste nello stradario trevigiano, quindi istituzionalmente esiste, lo comunicheremo ancora una volta a Google, che è un'azienda privata che dovrà inserirlo nel suo stradario digitale. Allora, comandante Spada, non le sembra che sarebbe utile, visto che, come dice anche per fortuna Stefano Antonini, che qualcosa si è mosso, dico io, di cercare di evidenziare di più, ecco, con una cartellonistica anche visibile, che si possa trovare facilmente, la storia? Perché la storia è storia, ma se io non la conosco, come faccio? Prego. Questo è un po' il problema che dovrebbero essere, o dovremmo sensibilizzare le varie amministrazioni, perché poi il territorio è gestito da loro, per fargli capire l'importanza per una persona che viene da fuori, che viene anche a Foligna per trovare i suoi caduti dell'ex impero austro-ungarico, deve avere la possibilità di riuscire a trovare. Finalmente si sta muovendo qualcosa. Bisogna dire che rispetto a tanti anni fa incominciamo a avere un po' di cartelloni, ma non basta solo questo. Bisogna poi proprio incentivare questo turismo anche storico, turismo di memoria, perché è un turismo di memoria, uno che va su un posto, anche Basovizza, va per ricordare, per meditare a volte, bisognerebbe andare e meditare su quello che è successo. Come giustamente aveva detto, l'odio non porta a nulla, oggi dobbiamo capire cosa è successo, far sì che non succeda mai più, e quindi anche la cartellonistica, la divulgazione permette questo modo di operare. Io faccio solo un piccolo inciso. Mi è capitato un giorno di recarmi in Repubblica Ceca a vedere la battaglia, dove è successa la battaglia di Königgrätz, o insomma in termini Sadova, dicevamo noi. Pochissimi sanno che lì sono sepolti 30.000 friulani, veneti, padovani che combattevano, che in quel momento erano sotto le armi austro-ungariche e che hanno dovuto, volenti o dolenti, partecipare alla battaglia, ma pochi sanno.
o pochi vanno a ricordare, sarà una cosa antichissima, ma la memoria non si deve fermare solo all'attualità, deve andare oltre. La memoria è per tutto quello che è successo alle nostre genti e quindi avere la possibilità di andare a trovare questi posti. Antonini, come commenta le parole del comandante Guido Spada? Prego. Direi che sono perfettamente d'accordo con lui. Devo dire che anche su questo si sta migliorando, stanno cambiando le cose. Devo dire che in questi ultimi anni c'è un fiorire sempre di più di intitolazioni di piazze, di strade, di rotonde, ai martiri delle foibe, agli esuli giuliano-dalmati. E questa presenza costante all'interno della città è importante. È importante però, come ricordava un attimo fa, che ci sia anche un collegamento rispetto a quei nomi, perché sennò si rischia di... Vede Antonini, io ho questo problema, nel senso che quando parlo con questi ragazzi e gli dico magari, vi trovo magari davanti a un monumento, e gli dico fermati un secondo, dimmi cos'è questo monumento. Lo vedono ma non lo sanno. Perché nessuno porta questi ragazzi, cioè io ho bisogno anche di capire cos'è la mia storia, vedo il monumento, la statua, ma se non la conosco e nessuno me la spiega, ci passo davanti. E guardi che non conoscono, pochissimi sanno veramente la storia di questi monumenti. E là è il grande problema, sì la via, ma mi devi anche spiegare però, prego. Certo. Un aneddoto semplicissimo, ricordava Cristicchi che abitava a Roma, che c'era questa scritta quartiere Giuliano Dalmata e lui da piccolo pensava che Giuliano fosse il nome e Dalmata il cognome, ed è un po' quello che stiamo dicendo in questo momento. L'opera è da fare in modo capillare, la scuola è il posto ideale per fare questo tipo di lavoro. Devo dire che nel corso di questi anni le cose sono sicuramente migliorate. Noi facciamo un progetto che si chiama Le Due Rive, ad esempio, che collega gli insegnanti veneti con insegnanti istriani, italiani d'Istria e di Fiume. Per fare un esempio, all'M9 in ottobre eravamo più di 100 tra insegnanti veneti e insegnanti istriani. È loro che devono fare questo lavoro all'interno delle scuole. Poi ci sono gli strumenti. È stata presentata a Venezia da poco una mappa che è una mappa interattiva che si può consultare in internet dei luoghi dell'esodo a Venezia. È la stessa cosa che si può fare in mappe sensibili in giro per tutte le parti. Magari se si pensasse anche che sotto il cartello Norma Cossetto e la scritta semplicemente, che però non viene letta, venga aggiunto un altro cartello più esplicativo, o semplicemente con un Q-code collegato a un sito internet che spiega la storia, perché bisogna usare la tecnologia che i ragazzi usano adesso, forse probabilmente la conoscenza aumenterebbe. Sono d'accordo Antonini. Sentiamo anche Dio ti salvi Perin cosa ne pensa. Lui invece che mette nero su bianco la storia, libri, video, prego. Bisogna darsi da fare, c'è niente da fare, le amministrazioni comunali, non vi dico cosa mi sta succedendo, comunque ecco voglio dire, noi ci diamo da fare, per esempio mettiamo dei cartelli. Quando era Marzio Favero vice assessore alla cultura del Comune di Treviso, aveva iniziato a fare i percorsi Grande Guerra, però si è limitato a fermarsi là. Voi se venite la provincia era? Sì, sulle vostre zone vedete tantissimi cartelli e dicono battaglia finale, battaglia del solstizio, le frecce, così, ma cosa servono? È ridicolo. Noi abbiamo messo su più ormai di 200 cartelli sulla zona Collalto, Sant'Anna, col Fosco, ed abbiamo scritto esplicitamente cosa c'è in quel posto, quindi se abbiamo l'ospedale austro-ungarico, se abbiamo l'attraversamento della battaglia del solstizio delle barche, e abbiamo il materiale, tutto questo che vogliamo portare a conoscenza.
Anzi, invitiamo, Dio ti salvi, anche quando verrà Stefano Antonini, di vedere queste meraviglie, questi ricordi che Dio ti salvi Perin tiene con molta cura. È la storia che lui sta cercando in tutte le maniere di far conoscere. Cosa ne dice Antonini? Verrà giù a vedere questa storia che con tanti anni proprio di sacrificio, di pazienza, di impegno anche economico questo imprenditore sta cercando di portare avanti? Non c'è ombra di dubbio, ci sarò di sicuro, perché è una cosa che mi interessa moltissimo e perché la storia mi interessa tutto. E poi legata alla prima guerra mondiale ci sono molte cose importanti, interessanti da sapere. Io purtroppo sono verso la fine di questo collegamento, perché mi trovo in un teatro, sono in un camerino in questo momento e facciamo uno spettacolo. Spieghi Antonini di cosa si occupa, perché è importante anche capire, come ha detto lei, perché se ne deve andare, perché fra poco, prego Antonini. Sì, tra poco facciamo uno spettacolo che si chiama Calicanto per raccontare di Ofelia, che è la storia di una famiglia, in realtà la mia famiglia, di Zara, costretta ad abbandonare la città nel 1944, quando cominciarono. Nel 1943 sono cominciati i bombardamenti. Zara ha avuto 54 bombardamenti, dovete pensare 900 tonnellate di bombe sganciate su una cittadina di 22.000 abitanti. L'85% della città era completamente rasa al suolo. Chi ha potuto, la maggior parte, è scappata. È scappata dove? È scappata dall'Italia, perché Zara era Italia, ed è venuta in Italia, a Venezia in buona parte, la mia famiglia a Venezia, chi in altre parti, chi addirittura in giro per il mondo, Canada, Australia, America Latina, dove si poteva, come migranti, il Veneto ne conosce più storie di migranti. Questo è un po'. E noi facciamo uno spettacolo questa mattina per le scuole, stasera invece saremo a Jesolo e replicheremo lo spettacolo anche a Jesolo. Da un po' di anni che lo portiamo in giro. Dove, a che ora, Antonini? Perché sennò siamo sempre là. Dove, a che ora questa sera a Jesolo? A Jesolo, adesso lei mi coglie impreparato perché non mi ricordo dov'è, so che alle 8:30 di sera ci sono i manifesti comunque. Purtroppo non ho sotto mano il programma, perché comunque a Jesolo basta informarsi, qualcosa troveremo. Allora lasciamo, sì, grazie, allora lasciamo Stefano Antonini. Vi saluti perché lo so, tranquillo Antonini, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, proprio la storia degli esuli dell'Istria e di Fiume, che è stato con noi, e noi lasciamo Antonini proprio con questo raccontare Ofelia. Zara, grazie Antonini, grazie. Ci sentiamo Zara. Sotto un bel ciel de rosa, da farti innamorare, come una bianca sposa, sta Zara in mezzo al mare, con le sue marine, col vecchio suo leon e con le sue sardine, la pare un bel bonbon. Tutto se Zara bello, tutto se grazie amor, la terra, il mare, il cielo, ma specialmente il cuore, bella, graziosa e cara, col sangue suo gentil, la nostra vecchia Zara, la pare un fior d'aprile, piccola sì ma forte, la Giarella sarà, infin che le sue porte intate resterà. Tutto se Zara bello, tutto se grazie amor, la terra, il mare, il cielo, ma specialmente il Bellissima anche questa canzone. Vediamo se c'è Paola in linea. Vai Paola. Ciao Mirella. Ciao, scusa se ti ho fatto aspettare, ma hai capito che avevo i minuti contati con Antonini. Prego. Tranquilla. Stavo ascoltando la signora di Trieste intervistata,
che appunto ha raccontato la sua storia e ha detto chiaramente odio e odio. Almeno per quel po' che mi ricordo, ricordo che i tedeschi, ogni tedesco ucciso era 10 italiani. In Jugoslavia, questo non è per giustificare la morte di Norma Corsetto, ogni tedesco ucciso era 80 slavi uccisi, e per cui l'odio che si generava, insomma, era... Ieri sera ho visto il film e mi è piaciuta, che doveva fare la tesi. Rosso d'Istria. Sì, che doveva fare la tesi, la terra rossa, però ecco, la terra rossa mi ricorda più la prima guerra mondiale che la seconda. Posso stare in gita di Puglia, a elementari a maestra mi ha portato in gita di Puglia. Una volta che era bene che faceva sti giri. Paola, grazie, devo lasciarti perché sennò non ce la faccio a far vedere i video, anche gli ospiti, molto chiara. Comunque, comandante, so che lei voleva commentare qualcosa intanto che Paola parlava, prego. No, voglio dire che ho sentito quello che ha detto ed è giusto, la lotta fratricida all'interno dei serbi, dei croati e tedeschi, questo è un fatto reale. Io voglio dire questo, personalmente da parte di madre io ho un po' di sangue anche croato. Ho molti amici in Slovenia con cui vado spesso a trovare e con cui ho degli ottimi rapporti, cioè ci si deve dimenticare di essere italiani, sloveni, oggi siamo anche europei ed è giusto che ci siano anche questi interscambi tra di noi proprio su questa materia. Io sono stato a delle cerimonie su questo tema e voglio finire con un'ultima provocazione. La giornata della memoria viene concretizzata anche con tante persone che operano per far sì che vi sia questa giornata, che la memoria non vada perduta. Quindi ci dovrebbe essere un premio, così la butto lì, per i volontari della memoria, cioè persone che si dedicano a far sì che questa giornata abbia un vero significato. Ecco. Molto importante, tanto è vero che c'è questo importante evento culturale di Gorizia e Nova Gorica, ecco, anche esatto. questo evento Go vuol dire ok, vai, andiamo a vedere il servizio. Esatto, quello che volevo dire. È partito il viaggio! L'Italia si aspetta che questo territorio, che è già così bello, così prospero e così pieno di cultura, sia al centro dell'attenzione pubblica dell'intera Europa. Se ne parlerà, c'è un programma di cui sentiremo parlare e al quale parteciperemo come Ministero, come intellettuali, come appassionati. E poi c'è quest'altro dato secondo me importante, è anche molto una festa di popolo, è pieno di giovani. Questo è un fattore di mobilitazione di energie giovanili fondamentali. Così il ministro Giulia all'inaugurazione del programma culturale e artistico di Go 2025 che ha preso il via ieri con la cerimonia e prevede tra l'altro in estate una serie di grandi concerti internazionali distribuiti in varie zone del Friuli Venezia Giulia. I nomi annunciati sono di primo livello. Gli appuntamenti musicali che si svolgeranno a Gorizia alla Casa Rossa Arena sono 2, entrambi internazionali. Si parte il
il 24 giugno con il ritorno in Italia dei Massive Attack nell'ultima delle loro 3 date nel nostro paese. Il duo porterà dal vivo i suoi più grandi successi che hanno influenzato tutto il panorama musicale degli anni 90 e dei primi 2000. Il 3 luglio invece sarà il turno di Jared Leto e dei 30 Seconds to Mars. La band statunitense porterà in tour anche le canzoni dell'ultimo album. Go 2025 in France nasce con l'obiettivo di coinvolgere anche altri luoghi del Friuli Venezia Giulia con una serie di eventi, mostre e appunto concerti di artisti internazionali. Per questo motivo anche questo palinsesto offre 3 appuntamenti di rilievo. I primi, in ordine cronologico, sono quelli che si svolgeranno a Villa Manin. Il 22 giugno sarà protagonista la cantautrice canadese Alanis Morissette. Qualche settimana dopo, il 9 luglio, sempre nella stessa location, arriverà un mostro sacro come Sting. Il terzo concerto in programma è quello di Robbie Williams, che si svolgerà invece allo Stadio Nereo Rocco di Trieste il 17 luglio. Presidente della Regione. Eccolo il grande corteo transfrontaliero qui a Gorizia, dalla stazione ferroviaria del capoluogo isontino fino nel pomeriggio alla stazione simbolica della Transalpina, il piazzale della Transalpina, metà in Italia, metà in Slovenia, che è il vero e proprio cuore di questa manifestazione della città europea della cultura. Un corteo salutato da ali di folla con tanti bambini che sventolano le bandierine di Go 2025 e in testa al corteo tutte le autorità. Qui abbiamo il sindaco Rodolfo Ziberna con tutta la giunta al gran completo. Allora sindaco, un momento importantissimo per Gorizia, finalmente è partita Go 2025. È partito non soltanto Go 2025, non soltanto l'inaugurazione dell'8 febbraio, perciò non soltanto l'anno, ma è partita una nuova epoca di relazioni tra Gorizia e Nuova Gorizia, io dico andando ben oltre, proprio una nuova relazione sul confine orientale del nostro paese. Significa perciò che Gorizia e Nuova Gorizia entrano in un ambito, in un circuito, in un network del quale non facevano parte, perciò l'obiettivo nostro è che pertanto un territorio oggettivamente relegato dalla geopolitica, emarginato Gorizia nell'ambito nazionale, Nuova Gorizia nell'ambito sloveno, adesso diventino, non dico l'ombelico del mondo come suol si dire, ma davvero un luogo che possa ospitare non soltanto per quest'anno ma anche per i prossimi anni grandi eventi. E continua il grande corteo transfrontaliero da stazione a stazione. Qui vediamo la esibizione dei danzerini di Lucinico, che sono un gruppo molto noto qui a Gorizia, molto legato alla tradizione. Qui sono i più giovani del gruppo, appunto i ragazzi, i ragazzini, i bambini che sono impegnati in questo ballo, e anche qui ci siamo fermati proprio all'incrocio di Corso Italia e via 9 agosto per farvi vedere insomma questa esibizione dei danzerini di Lucinico che ballano attorno alla bandiera di Go 2025 Borderless, salutati anche qui da tanti goriziani, tante persone che sono venute a vedere questo grande corteo. Quello che sta succedendo in queste due città e che è successo in tanti anni è qualcosa di straordinario che speriamo che possa essere comunicato. Ecco, vediamo gli altri danzerini di Lucinico mentre si avvicina anche il gruppo folcloristico Santa Gorizia, altro gruppo molto tradizionale, molto noto qui appunto nell'Isontino. La storia si fa anche con le tradizioni, con chi sa raccontare e portare avanti anche le tradizioni. Perin, come commenti, Dio ti salvi, questo che hai visto? È veramente importante queste cose che succedono, e io spero che possa succedere anche nei nostri territori. Quindi stasera un incontro col sindaco di Odarzo e il sindaco di Susegana per le nostre vicende, che io non capisco perché ci siano ancora dei rancori. Non so se sia anche le attività che faccio io ci sia da qualche parte dei rancori, o se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, diciamo così, all'amministrazione, perché io ho presentato questo progetto qua importante a Susegana, che sono 5 anni che abbiamo presentato le carte assieme con l'ex appunto vicepresidente della provincia Floriano Zambon, che mi ha ceduto un terreno della scuola enologica. Quindi noi abbiamo questa operazione qui, ricreare un stabilimento nuovo per portare 100 persone,
più una cantina, questa che vedete interrata, che non è un buco nero, questo qua, e il museo. Quindi parlo di buco nero perché io mi sono battuto anche a Conegliano, nell'ex zona Electrolux Dopas, hanno lasciato praticamente tantissimi rifiuti, eccetera, anche pericolosi. Adesso l'ha acquistato per fortuna un gruppo nuovo, quindi io dico solo amministrazione, c'è anche a Susegana un problema di un buco nero e quindi che vorrei che fosse pulito perché dovrei acquistare anche là. Quindi le amministrazioni devono darsi da fare, devono capire come procedere per non arrivare a scontri così. Io non capisco, dico, se c'è odio o quant'altro. Io mi sono sempre dato da fare nell'attività mia culturale, quindi industriale. A Treviso abbiamo realizzato il monumento a Mario del Monaco in piazza Borsa. Io ho sempre coinvolto le amministrazioni e tutto, quindi più di fare così non lo so, signori miei. Anche perché tu vuoi fare un museo, vuoi portare la storia, ecco, vuoi conservare quello che rimane della storia in un posto dove tutti possono ammirarlo, se no come si fa? Adriano da Vedelago, vai Adriano. Salute a te Mirella e ai tuoi ospiti. Prima avevi parlato di ricordo, di memoria, e 10 minuti fa dicevi che in una scritta a Verona c'era scritto su per il muro conserva. Conservare è una comunicazione non verbale che rispecchia il nostro passato, il nostro vissuto e lo confronta con il presente. Se non ci fosse il ricordo, grazie anche ai tuoi ospiti, come possiamo trasmetterlo ai giovani, alle nuove generazioni, che per 50 anni c'è stato il mutismo, il silenzio, la paura su quello che è successo. Grazie anche alla libertà di parola che ora possiamo comunicare liberamente, onde evitare che si ripetano queste stragi umane. Non stancatevi, non stancatevi, non stancatevi su questa comunicazione. Vi ringrazio a tutti e buona salute a tutti voi. Arrivederci. Grazie caro Adriano, veramente grazie per le tue parole, comandante. La gente vuole ricordare, vuole il valore della vita è anche il ricordo anche delle emozioni che si provano anche a distanza di tanti anni. Qualcuno dice solo, io mi ricordo quella persona anche diversamente giovane che ha detto: ma come posso io a spiegare a questi giovani, ero in una classe, quello che io ho provato? È difficile trasmettere, bisogna provare per capire cos'è l'odio, cos'è la violenza e dopo abbinare la parola pace, serenità, basta, prego. Comandante. Ma, proprio lì il punto è questo: chi ha provato certe esperienze deve saperle comunicare e chi le riceve deve farle proprie. E la scuola, l'educazione, le amministrazioni sono il pilastro per far sì che questo avvenga. Se io comunico un dato deve essere recepito e questa giornata della memoria deve essere un punto di arrivo e di partenza per ulteriori nuove attività in questo senso. Per me importante è la scuola, è l'educazione iniziale. I giovani devono conoscere queste vicende, ma non, ripeto, vicende per comprenderle meglio. Quindi 50 anni di oblio hanno fatto un grave danno. Molti più giovani di me, che sono andati a scuola come sono stato io, non se ne parlava mai di queste cose. Chi parlava di foibe 40 anni fa nelle scuole? Nessuno, e chi osava dire qualcosa, vero, non andava molto bene. Quindi dico che la scuola, oggi abbiamo la capacità, la possibilità, visto anche le giornate, per esempio abbiamo visto Gorizia. Gorizia è divisa in due, ma fondamentalmente oggi come oggi è un'unità multiculturale. Questo è bello di una città, di essere multiculturali. Io da piccolo ho avuto alcuni parenti che erano croati oppure che erano goriziani e quindi c'è sempre stata un po' questa unione e questo è molto importante. Oggi la gente, anche chi abita a Nova Gorizia, conosce bene la sua storia e ne può
oggi e anche diciamo, esplicitarla insieme ai goriziani rimasti in Italia. Allora andiamo a vedere anche questa mattina questa dirigente, invece la professoressa Ferraro, che ho avuto ospite, che è sempre nel pezzo, che vuole far conoscere proprio la storia, quella che è il ricordo, anche giornata del ricordo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un giardino dove verrà, vediamo la locandina, un giardino per Norma. Ecco, verrà piantata questa pianta di lavanda, adesso vediamo la locandina proprio questa mattina, da questa insegnante, da questa professoressa che vuole trasmettere la storia. Quanto importante è, Dio ti salvi, trasmettere la storia? Ecco qua la locandina proprio di questa mattina, vedete, cerimonia che ci sarà appunto con questa piantumazione di questa pianta di lavanda. Non a caso ha scelto la lavanda, non a caso. Dio ti salvi, quanto è importante che ci siano anche queste persone, questi insegnanti per tramandare la storia. I bambini si ricorderanno di questa giornata, rimarrà nel loro ricordo, perché un ricordo così non si cancella. Prego, Dio ti salvi. Guardate, qui se la politica non si muove in questo senso, che si parla di questo, quest'altro, quindi deve partire dalla regione, qui da noi che abbiamo appunto il presidente Luca Zaia che si dà tanto da fare, deve trovare anche questo settore per parlare, divulgare, perché anche nel nostro caso io sto per realizzare un museo molto importante, perché basta che andate su YouTube, Bruno Barral ha fatto una conferenza stampa con Agliano Lions Club, praticamente con Massimo Colomban, e andate a vedere questa, su Kiddy News avete pubblicato questo video e dite, non è che devo io impalmarmi che faccio questo museo, ma io 50 anni che raccolgo reperti di storia, ma vado a vederla, eccetera. Quindi stiamo parlando di un museo importante, quindi andate a vedere questa intervista, cosa ha detto Bruno Barel della mia collezione. Ecco, da lì possiamo capire, ma io non posso aspettare anni, ho già anch'io la mia età, vorrei inaugurare questo monumento, questo museo, scusate, e far vedere alla gente il materiale, perché se non si vedono le cose non si può capire. Esatto. Io libri ne ho fatto una trentina, ma sono andato a ricercarmi le fonti a Budapest, in mezzo mondo, diciamo così, su Padre Marco Daviano e tante altre cose, e abbiamo tutto questo materiale, abbiamo fatto dei monumenti per ricordare certi personaggi che sono andati un po' dimenticati nel tempo, voglio dire. Quindi, signori miei, quindi io un appello che dico al sindaco di Susegana: battiamo un colpo, voglio dire, quindi se è qualcosa che io ho sbagliato, chiedo scusa se ho sbagliato. Io ho attività 50 anni che sono lì a Susegana, e però ho invitato diverse volte il sindaco a venire a vedere la collezione, almeno questi oggetti risparmiati, se sono di legno del fuoco, se sono di ferro risparmiati a fonderia. Non è che io voglia darmi importanza di quant'altro, sono reperti raccolti perché sennò davano gettati via. Quindi, signori miei, diamoci da fare. Allora, comandante Spada, come ci saluta? Ormai il tempo è finito, cosa vuole dire, con quale messaggio vuole lasciare oggi Guido Spada proprio nel giorno del ricordo? Prego. No, il mio messaggio è questo, che questa giornata diventi sempre più importante, sempre più partecipata, quindi la gente, scuole, diventi veramente un punto di partenza per ancora più far conoscere la storia, queste tragiche, ma non solo dell'Istria, un po' di tutta Europa, si può dire. La memoria dovrebbe essere condivisa anche con gli altri stati, perché ognuno ha avuto i suoi martiri. Ecco. E noi lasciamo questa seconda parte con questa Raccontar di Offelia El Sì di Stefano Antonini, che ha mandato questi video. Salutiamo e ringraziamo il comandante Guido Spada di essere stato con noi, mentre Dio ti salvi Perini rimarrà ancora qua, se ha piacere ancora un po', e andiamo a sentire questa bella canzone. Dov'asi chi trova parola più bella, più dolce di quella che a me m'ha imparato. Da piccolo il santolo, la nonna mia mare, il nonno mio padre, il barba soldato. Scoldami, non vale già come che volessi, occhio fradei, zame capì, restiamo quei gente.
Io sono onorata di avere un grande ospite questa mattina, un esule, sto parlando di Antonio Ispiro. Buongiorno Antonio, la ringrazio veramente di farmi questo onore, veramente per me è un onore, non è una sviolinata, ma glielo dico con il cuore. Saluto anche Marco Baratto, vediamo se è collegato anche Marco Baratto. Eccolo qua. Buona giornata. Buongiorno, studioso, dialogo interreligioso. Grazie Baratto di essere qui anche lei con noi. La vedo nella nebbia, ma la vedo, c'è un nebbione, dov'è? Non so dov'è, ma c'è un nebbione numero 1, dopo vediamo di mettere a posto. Allora, intanto Antonio è stato accompagnato da suo nipote, da Giuseppe, questo nipote che è orgoglioso di portare questo nonno a raccontare la storia. Che giornata è oggi, Antonio Ispiro? È la giornata del ricordo per noi esuli. Ci chiamavano profughi. Profughi. Dispregiativamente. Dispregiativamente. Sì. E cosa si vive oggi? Come vive oggi un esule la giornata del ricordo? Guardi, per me, io sono sereno. Non ho più rancore, rabbia. No, io dico, bisogna anche cercare di perdonare, non dimenticare, ma perdonare, e ricordando sempre la propria origine, le proprie radici e anche quello che è successo. Però anche quando mi capita di incontrare diciamo slavi che vivono a Rovigno, che magari vivono nella casa mia, non provo rancore o disprezzo come qualcun altro. No, eppure no, Antonio abbiamo visto anche quello che è successo a Bassovizza, queste scritte. Ma quelle sono cose maledette, io quelle sì che le deploro, ma se uno è venuto dopo anni, è venuto nella mia terra, nel mio Rovigno, cosa posso fare? O come posso pensare? Non posso dire è un usurpatore. Lui è nato lì ormai, sono passati 75 anni, 80 anni. E non bisogna provare sempre rancore, ma non dimenticare, quello mai. Dio ti salvi Perin, cosa dice questo uomo che ha dimenticato l'odio eppure sono Non l'ho dimenticato. Non lo vuole ricordare però come odio, ma come pace, ecco, come fraternità. Cosa vuoi dire? Ma te perché per capire queste cose tu devi andare lì sul posto a visitare, quindi è inutile portare i ragazzi a Auschwitz solo per fare magari una passeggiata, non lo so che. Quindi io mi sono recato sulle foibe, sul Carso, dove sono venuti questi avvenimenti, ma ne abbiamo anche qui noi sul Consiglio, quindi il Bus della Luna, quindi ogni anno, però anche lì vedi i giornali scrivono solo polemiche tra i gruppi che partecipano e quant'altro. Questa cosa qui deve finire, io spero che questa sera il sindaco di Oderzo mi accolga, mi dica magari dove facciamo questo monumento, questo ricordo, questa pietra con i nomi dei 13 trucidati sul Monticano, dica magari mettiamola un po' più vicino al monumento dei caduti. Ecco, non magari portarla chissà dove, ecco, questo io voglio dire come messaggio. Sentiamo cosa ne pensa Antonio Ispiro di quello che sta dicendo Dio ti salvi, avvicinare le due realtà crudeli, ma avvicinarle. Io sono d'accordo, cioè continuare a rodersi dentro non serve a nessuno e non serve ai giovani, non serve al futuro. Continuo a dire, non dobbiamo dimenticare, dobbiamo ricordare, ma dobbiamo essere positivi, dobbiamo pensare anche al futuro, anche se io non ne ho più, ma e sperare che cose simili non succedano mai, mai, mai. Allora andiamo a vedere anche questa europarlamentare, Cisint, cosa ha detto questo caso anche nelle scuole, questo niqab che viene contestato. Andiamo a vedere, poi vediamo se è collegato Marco Baratto.
Ci sono molti cittadini di Mestre e di Marghera che mi sottopongono spesso la questione del velo integrale, come anche di altre situazioni. Niqab a scuola, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi. Il caso scoppiato all'Istituto Tecnico Professionale Sandro Pertini di Monfalcone scavalca i confini regionali e arriva anche in Veneto. Non solo un problema di sicurezza, secondo l'europarlamentare già sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che da anni si batte affinché venga promulgata una legge che vieti l'utilizzo del velo integrale. Necessità ribadita anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Abbiamo presentato su questo una proposta di legge che con 4 articoli risolve la questione, perché la legge che oggi è esistente, la 152 appunto, tra le virgole autorizza una possibilità di giustificato motivo. Questa proposta di legge toglie l'alibi, via il salvo giustificato motivo, e introduce il reato della violazione dell'obbligo a indossare il velo integrale. Le 5 ragazze che frequentano l'istituto, purché continuino ad andare a scuola, ogni mattina vengono identificate in una stanza separata dalle altre persone. È un problema del nostro paese che altri paesi in Europa hanno risolto. La Francia, l'Austria, la Danimarca, la Bulgaria, dal 1° gennaio anche la Svizzera. In questi paesi è vietato l'uso del velo integrale, perché non ci può essere integrazione se non c'è la possibilità di guardarsi negli occhi. È un problema generale perché il numero degli islamici presenti in Italia è molto cresciuto e ovviamente sono stata sindaco di un comune, sono 8 anni che faccio questa battaglia, perché ho visto crescere il numero delle donne completamente coperte e abbassare l'età delle ragazze completamente coperte. La sinistra si accoda alla proposta, evidenziato la necessità di regolamentare l'uso del velo almeno negli istituti, una possibilità per diventare credibili, ribadisce Cisint. Il velo integrale è un gravissimo atto di sottomissione. Il pericolo sta in questo, nel non riconoscimento degli islamici radicalizzati di accettazione dei valori della nostra Costituzione. Se la Costituzione e il nostro sistema giuridico sono importanti perché l'Italia è un paese di diritto, alla Costituzione e alle leggi italiane devono essere sottoposti tutti i cittadini che vivono in questo paese. Allora, sentiamo come commenta Marco Baratto, studioso dialogo interreligioso. Ecco, questo servizio. Prego, professor Baratto. Prima mi lasci dire 2 parole, perché devo dire che mi sono piaciute moltissimo le parole dell'esule che mi ha preceduto. Eccolo qua, Antonio. Perché dimostrano quello che bisogna fare, cioè in realtà non cavalcare e strumentalizzare l'odio. Vorrei solamente ricordare che l'impero d'Austria e il Regno d'Ungheria erano in terre di tolleranza religiosa, anche religiosa e anche etnica. Poi è venuto il germe del nazionalismo a rompere questo equilibrio. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa, sinceramente mi sorprende quando ho sentito questa proposta di legge, per il semplice fatto che un ex sindaco che non conosce che c'è già una legge e non venga applicata mi lascia perplesso. Antonio, come commenta le parole di Cisint e del video che abbiamo visto, anche di quello che ha detto Marco Baratto? Ma quello che ha detto Marco Baratto io lo condivido pienamente. Prima era un po' confuso, non l'ho seguito bene, ma quello che dice Baratto io sono d'accordissimo. E ripeto, io ho avuto, per esempio, un'infanzia bellissima, poi è arrivato il 43, mio nonno con una pistola in bocca si è sentito male e poi pian piano è morto quando sono arrivati i partigiani. Con i tedeschi io ho continuato a vivere bene, giocare, eccetera, ero piccolo. Poi è arrivata la liberazione che per noi non è stata una liberazione, tutt'altro. Vabbè, anche se ero ragazzino, vedevo quello che succedeva, vedevo mio padre andare a lavorare in miniera, diciamo, al lavoro volontario, hanno detto, senza stipendio, senza niente, per mesi e mesi e mesi. Vedevo quello che succedeva, vedevo la gente che spariva e poi vivevo anche nella trattoria dei nonni, e lì era come essere a un giornale, si sapeva sempre tutto di tutti. Però tutto sommato non ho vissuto male. Antonio,
Antonio, ma perché questa rabbia, questa crudeltà? Perché tutte le guerre, cioè tu puoi anche imprigionare, puoi arrestare, ma c'è modo e modo, perché la crudeltà? Questa fa parte dell'uomo, non c'è niente da fare. Sì, fa parte dell'uomo, ma io penso che sia stata costruita. Le persone, noi o altri, se da bambini ti dicono gli italiani sono fascisti, gli italiani sono maledetti, oppure gli slavi sono così, 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 è evidente che quel bambino crescerà con rancore verso l'altra etnia. Poi nel nostro caso bisognava ripulire quella parte di Istria o tutta l'Istria dagli italiani. Perché? Perché per Tito bisognava avere la grande Jugoslavia. Quindi noi eravamo visti come in casa nostra come fumo negli occhi e le angherie che ci hanno fatto erano continue. Non è stato solo mio padre andare a lavorare in miniera per mesi e mia madre quasi non sapeva dove fosse, ma è successo a mio zio, è successo all'altro zio, cercavano in tutti i modi di ostacolarci prima di farci andare via, oppure di imprigionarci, ma questo era stato dettato dall'alto agli adulti, ma fin da bambini ritengo che siano stati allevati così, con l'odio, con la rabbia. È quello che dico io adesso. L'odio, la rabbia, bisogna metterla da parte, soprattutto ai ragazzi, non bisogna insegnargliela. E quando diciamo che gli islamici devono adattarsi, secondo me almeno in parte dovrebbero adattarsi, non possiamo, e su questo forse sono in disaccordo con qualcuno, non possiamo permettere che le bambine o anche le donne vadano in giro coperte completamente. Quello è un abuso verso la donna, verso i bambini. Sentiamo cosa ne pensa Marco Baratto. Professor Baratto. Concordo, però è anche una questione che non è presente in realtà nel dettame dell'ISLAM. Pronto? Sì, Antonio dice che si sente male. Volevo dire che concordo pienamente. Il fatto è che quello che si mette cosiddetto niqab o burqa nella tradizione afghana è una cosa estranea all'Islam. Cioè non è presente, è una tradizione. La tradizione afghana, questo modo di vestire è lontana dall'Islam, non c'entra niente, dice Baratto. Assolutamente niente. È una tradizione, purtroppo sbagliata, ma è una tradizione e quindi non fa parte del dettame della religione. Che poi venga applicata, purtroppo è un dato di fatto, cioè purtroppo ne vediamo, però non generalizziamo. Se no ritorniamo appunto al concetto di odio e di creazione dell'odio. Cosa ne pensa Antonio? Io penso che dovrebbero forzarsi di abbracciare in parte almeno i nostri usi, i nostri costumi, perché sono loro nel nostro paese, non siamo noi che dobbiamo adattarci ai loro costumi. Io conosco un ragazzo afghano che era fuggito dall'Afghanistan e adesso è come noi, ha sposato una donna marocchina e vive come viviamo noi. Non dico che devono vivere come viviamo noi o vestirci come facciamo noi, però cercare di essere abbastanza moderati, meno estremisti e possibilmente insomma abbracciare per quanto possibile i nostri usi, i nostri costumi, perché sono loro che vivono con noi, non siamo noi che viviamo da loro. Professor Baratto, cosa vuol dire la parola integrazione? Culturalmente bisogna crescere per integrare, perché se non cresci culturalmente non riesci a fare integrazione, perché rimani chiuso, hai paura, la paura ad esempio del diverso, questo odio, ecco, questo rancore, questa rabbia che viviamo anche qua da noi, perché io dico sempre, professor Baratto, che c'è il profondo sud ma abbiamo anche il profondo nord, molto chiuso, si fa fatica, ma poi si accetta, ci si apre, nel momento che conosci la persona
si accetta, ma ce ne vuole però culturalmente, come dice Antonio, se a casa mi crescono in una maniera sbagliata e sento odio, rabbia, rancore, io me la porto, la scuola può fare quello che può, ma poi la famiglia, ecco, questa cultura in famiglia, anche nell'accettare il diverso, professor Baratto. Cosa posso dire? Io vengo da una formazione culturalmente asburgica, quindi sono portato ad accettare e conoscere le altre culture. Gli odi religiosi, gli odi nazionalisti mi hanno sempre fatto pena, devo dire la verità, anche perché sono sempre portatori di cose negative. Sul fatto concreto è ovvio che crescano, però mi permetto di dire il 99,9% delle persone che sono immigrate praticamente sono integrate, i loro figli alle volte parlano meglio il dialetto che non la loro lingua dei loro nonni a questo punto. Non vedo io questa chiusura, salvo appunto i casi minoritari come ci sono dappertutto purtroppo. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone? Grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora, quando si deve ricordare qualcosa, la si deve ricordare bene in tutti i suoi aspetti, perché mi sembra che quando gli istriani sono scappati dall'Istria non è che sono stati accettati a braccia aperte dall'Italia, bisognerebbe ricordare anche questo. Per quanto riguarda l'Islam, vorrei dire che per mettere a posto gli islamici bisognerebbe insegnare loro il Corano. Prima di tutto non c'è scritto niente nel Corano che le donne devono andare in giro con il velo, non c'è scritto niente nel Corano che deve essere tuo padre e tua madre trovarti il fidanzato o la fidanzata, e l'Islam vuol dire pace. Perciò per mettere a posto i musulmani bisogna insegnare loro il Corano. E per quanto riguarda Monfalcone, se loro invece di avere solo afghani e solo asiatici che lavorano nell'industria Fincantieri, magari ci sarebbero meno islamici. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito Leone, allora sentiamo anche Antonio Ispiro come commenta la telefonata e quello che ha detto Baratto. Io sono, Baratto va bene, ma quello che ha detto Leone adesso è quello che penso io e che vedo io. Io non dico che devono dimenticare di essere islamici, non dico che non devono andare nella loro sinagoga, ma certi segni, e sono pochi, non sono tante le persone che usano il burqa o fasciarsi, eccetera, incutono rabbia anche rispetto ai locali. Quindi bisognerebbe cercare di, come dice lui, conosciamo meglio il Corano e adattiamoci in certe cose a quelli che ci ospitano. E quello che ha detto sugli istriani quando sono venuti qui, noi eravamo fascisti o delinquenti, eravamo trattati malissimo. Io avevo 13 anni, ma ricordo bene, e anche a scuola, quando ho cercato di andare a scuola, mi hanno detto no, tu con quelle scuole jugoslave che hai fatto, avevo già fatto la terza media, non puoi fare la terza, ti metteremo in prima. No, ma poi non c'è neanche posto. Poi mi ha detto, puoi andare all'avviamento Marinaro. All'avviamento Marinaro la direttrice è la stessa solfa. No, ti mettiamo in prima. Allora mia madre, mia zia protesta e fa, va bene, accetto di metterti in terza, ma solo come auditore. Va bene, ho accettato di andare in terza, mi hanno fatto studiare il tedesco e poi quando sono andato a scuola non c'è più posto nel tedesco, farai l'inglese. Va bene, faccio l'inglese, solo come auditore. E io ero sempre lì con la mano alzata
alza il braccio. E non è un saluto fascista, alzavo il braccio perché ero preparato. A scuola alzavamo tutti il braccio. Sì, nessuno voleva interrogarmi perché c'era diciamo, la dichiarazione della preside: tu sei auditore e basta, non interrogatelo. Finalmente uno mi ha fatto parlare, ero bravo, basta, il ghiaccio è rotto e alla fine la direttrice davanti a tutti mi ha elogiato: vedete questo ragazzo come è bravo. Basta, da lì è incominciato ad andare avanti. Dio ti salvi, cosa vuoi dire a Antonio di Tonino Ispiro? Fa bene insistere, bisogna insistere, bisogna insistere, bisogna insistere. E naturalmente la scuola, anch'io nel mio piccolo, che ho cercato appunto varie situazioni, come il discorso che parlate qui dell'Islam, Marco Daviano è stato il nostro santo qui che ha salvato l'Europa cristiana con Vienna, con gli Asburgo, e quindi ecco, sì, questo è il punto cruciale, che noi abbiamo fatto diversi monumenti per ricordare questa storia. E quindi io trovo continuamente delle difficoltà in questa cosa. Solo pensate che il primo comandante che ha assaltato nella battaglia del solstizio, Arnold, austro-ungarico, nel Piave, che è passato appunto sul Montello, è stato ucciso quando è arrivato in cima alla presa appunto sulla panoramica, e lì gli hanno fatto un monumento. I suoi genitori sono arrivati qui dopo 2 o 3 anni alla fine della guerra. Pensate che potenza che hanno avuto a fare un monumento molto importante. Questo monumento, dopo, negli anni del fascismo, li hanno minato, perché è inutile, non è possibile accettare di avergli un austriaco sul Montello, e lo hanno dilaniato, lo hanno disintegrato il monumento. È rimasto il basamento, i 3 scalini di basamento. Ho interpellato i sindaci del tempo, quindi parliamo con l'ingegnere del secco ancora degli anni 90, per riproporre, rifare il monumento a spese mie e tutto quanto. Però allora un anno il sindaco diceva sì, lo possiamo fare, però bisogna vedere se il proprietario lo accetta. L'anno, quando tornava su un altro amministratore, la stessa roba, una volta era contrario uno e l'altro, e il monumento non è mai stato fatto. Io l'ho fatto grazie a Piero Stefan, che lo avete conosciuto, il nostro scultore. L'ho fatto appunto a Sant'Anna di Collaldo, lo vedete lungo la strada, perché lui è partito da là, Arnold, per andare all'assalto. E bisogna adattarsi così a fare le cose in maniera diversa, e però per far conoscere la nostra storia. Allora, questo libro che ha portato Antonio Ispiro, Le radici strappate, dal mare al fiume, leggo questo epilogo, professor Baratto, che è molto interessante. Nella grande casa Nino è solo, non sente più tanto la tristezza, ma la nostalgia lo rode. Vorrebbe tornare, abbandonare la muraglia di comodità che si è creato e vivere nella sua rovigno. Ma è un vecchio ragionevole e sopporterà la nostalgia che, con sempre più insistenza, lo accompagna. Sì, quell'invisibile cordone, quel legame reciproco con la sua città, finché lui vivrà, non verrà reciso. Lui smanierà e spererà di rivedere i posti dell'infanzia, dei giochi e della giovinezza che gli fu strappata quando, ancora ragazzo, dovette bruscamente diventare adulto. Ma se sa che ora si ritroverebbe nel museo della Batana, sognerà di passare la soglia della sua trattoria, manterrà sempre nel cuore e nella mente la sua città che, sul promontorio di terra rossa, sulla scogliera bianca, bagnata dal mare blu, lo saluta e lo aspetterà fino alla fine. E allora, come quando lui uscì congedato dall'ospedale militare di Trieste, Bianca sarà lì sulla scogliera ad attenderlo. Professor Baratto, non è un libro che andrebbe bene per tutte quelle persone che lasciano le loro terre, questi fiumi tranquilli, senza conoscere che li aspetterà un mare, un oceano tempestoso, perché loro sono abituati con le acque tranquille, acque chete, come direbbe qualche poeta, e poi si ritrovano là con veramente una paura che non si riesce. Anzi, vorrei far vedere quell'immagine del bambino, se ce l'avete, quel bambino morto nella spiaggia. Chi di noi non ha provato rabbia, ma rabbia per non averlo salvato, di non averlo aiutato? Perché noi poi alla fine siamo così, professor Baratto, urliamo, ma di fronte a queste immagini chi è che non salverebbe questo bambino, queste persone? Prego Baratto.
Guardi, io sono nipote di profugo, ma di un profugo particolare, perché a cacciare la famiglia di mio nonno furono i soldati italiani che rasero al suolo il suo paese nel Trentino. Dovettero rifugiarsi a Milano senza l'appoggio dello Stato italiano e abbiamo ottenuto la cittadinanza italiana nel 1920 col Trattato di Saint-Germain. Quindi il tema dei profughi lo sento molto, mi spiace sempre ricordare il fatto che si dimentichi anche questi profughi, cioè quelli purtroppo causati dall'aggressione italiana in Trentino e nel Sud Tirolo. Ecco qua la foto, professor Baratto, che volevo far vedere. Questa foto, questo bambino non è morto sotto le bombe, ma è morto, è sempre morto, e quello è il dramma. Si muore e muoiono persone che non hanno nessuna colpa. E chi non salverebbe questo bambino? Chi va a vedere se ha la pelle bianca o scura, da dove viene? Lo salvo e basta. Eppure la storia insegna che è diversa. Prego, professor Baratto. No, dicevo che purtroppo tutte le guerre trascinano con sé due fattori. Il primo è che i vertici e le persone che possono sono tranquillamente al sicuro, la popolazione civile è vittima, come lo furono i trentini che dovettero scappare perché avanzava e l'esercito italiano rase al suolo le loro città, i loro paesi, come gli esuli dalmati, istriani, come gli esuli tedeschi, polacchi. Io direi che forse in questa giornata bisognerebbe riprendere una bellissima enciclica quasi dimenticata da tutti, che è la famiglia migrante, che fu scritta da Pio XII proprio al termine del secondo conflitto mondiale. Una enciclica dove appunto si parla delle migrazioni, parliamo quindi della fine della seconda guerra mondiale e dei drammi dovuti alle guerre che abbiamo ancora oggi, basti vedere l'Ucraina ad esempio. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Udine, deportate Bucci. Tatiana ed Andra Bucci, due sorelle italiane fiumane di origine ebraica, superstiti degli orrori di Auschwitz, dove subirono la deportazione all'età di 4 e 6 anni. Si salvarono perché scambiate per gemelle e per questo destinate agli esperimenti del medico nazista Josef Mengele. Di 776 bambini, solo 25 ne uscirono vivi, e tra questi le sorelle Bucci, che hanno raccontato la loro storia agli studenti di Udine al Teatro Nuovo. La storia non sarà soltanto 2 righe nei libri di storia, rimarrà, come ho detto, insomma, un seme viene messo piantato e dopo cresce, e bisogna sempre trovare un punto d'incontro. Insomma, non ci sono barriere, non c'è niente che deve fermare. Si deve trovare un modo di vivere in pace. L'iniziativa rientra nel programma degli eventi per il Giorno della Memoria organizzati dal Comune di Udine. Di famiglia mista, padre cattolico e mamma ebrea, Andra e Tatiana nacquero a Fiume nel 1937 e nel 1939. La loro è una testimonianza dolorosa e drammatica di un'infanzia segnata dal terrore e un difficile ritorno ad una vita normale. Per anni in famiglia si evitò di parlare di Auschwitz e solo in età adulta Andra e Tatiana iniziarono a testimoniare la loro esperienza. Abbiamo avuto veramente la fortuna di farcela anche dopo, grazie soprattutto grazie a mamma e papà. Nessuno aveva foto, era impossibile avere foto a Birkenau. La foto era una foto che mamma ci mostrava quando eravamo ancora a Fiume, perché papà non era con noi. E noi abbiamo la sfortuna, posso dire, di appartenere a tutti e due, perché sopravvissuti
all'Olocausto, siamo tornate in Italia, i genitori ci hanno ritrovato e purtroppo abbiamo dovuto lasciare la nostra città che era Fiume. Noi per quello non abbiamo sofferto, ma so che invece per mamma e papà è stata dura lasciare la loro città. Antonio Inspiro, morire nelle camere a gas, nei forni crematori, morire buttati giù nelle foibe con colpo di pistola, trucidate, violentate, queste donne, queste persone, è la stessa cosa, sempre là. Il terrore, la paura e la crudeltà che tu in quel momento vivi con di questo uomo. Tu non hai fatto niente. Perché niente. La crudeltà? Ecco, questo non c'entra con quello che ti dice di fare in guerra, è un'altra cosa. La guerra è un'altra cosa, non è quella crudeltà che sei tu che la fai in quel momento, questi occhi che ti guardano. Io mi chiedevo sempre, ma possibile che questi non avessero genitori, figli, nipoti? Chi erano questi uomini, anche queste donne, che con una crudeltà incredibile infierivano su queste persone, sia verbalmente che fisicamente? La crudeltà. Ecco, Antonio Inspiro. Quello che dicevamo prima, che chi viene nella nostra terra deve cercare di adattarsi, non al 100%, ma almeno venirci incontro. Anche noi però dobbiamo andare incontro a loro. Dobbiamo cercare di accettarli, ma bisogna soprattutto insegnare ai bambini che siamo tutti uomini, tutte persone, bianchi, neri, ebrei, cristiani, cattolici, ortodossi, non importa, siamo tutti venuti da una madre, da un padre e siamo su questa terra. Dobbiamo cercare di vivere assieme. Se incominciamo ai bambini a dire tu sei cattolico, quello è un ebreo o quello è nero, e allora è la fine. È questo che l'umanità ha sbagliato per secoli, diciamo, ma ci sono stati dei momenti in cui vivevano assieme, quando c'erano i grandi imperi, l'impero austriaco, l'impero ottomano, e le persone vivevano abbastanza tranquillamente assieme, razze diverse, etnie diverse, colori diversi, ma andavano a scuola e penso che non insegnavano l'odio razziale, ma quell'odio razziale è stato insegnato fra le due guerre, prima ancora, ai bambini, e questo è una cosa terribile. Sentiamo come commenta il professor Marco Baratto, prego. Come posso dire, sono d'accordo al 100%. Purtroppo possiamo dire anche una cosa, che la politica non aiuta. Cioè, nel senso che per ragioni meramente, chiamiamole elettorali, di bottega, per accumulare 4 voti, si crea l'odio. L'odio è strumentale alle volte a fini puramente elettorali, e questo non fa bene, e certamente non fa bene, anche perché la popolazione è più avanti rispetto alla classe politica, che non fa questioni di partito. Condividiamo, almeno, certamente. Condividiamo, professor Baratto, ha detto bene, la popolazione è molto più avanti, non è ferma, la popolazione, ecco, vorrei vedere anche quella nave, se riusciamo a far vedere quella foto di quella nave, che erano i nostri italiani che se ne andavano all'estero, se ne andavano perché qui non c'era da mangiare, non c'era lavoro, non c'era niente. Ecco, quei barconi che arrivano adesso, Antonio, è la stessa cosa, non hanno la nave perché non ce l'hanno, non hanno il passaporto perché tanti ancora pensano che basta andare all'aeroporto, prendere un aereo senza fare quelle cose, perché non viene spiegata, è là il problema, la storia non viene spiegata di questi popoli, da dove si scappa, perché si scappa, Antonio? È sempre un scappare, perché vuol dire che stai male, che vivi male. È un scappare per poter vivere, certo, per non morire di fame, per non morire oppressi da qualcuno, ma noi dovremmo anche però insegnare a queste persone, non saprei cosa dire, dai, mi è difficile. Però dovremo accettarle. Eccolo qua, Antonio, la foto dei nostri che partivano, i nostri italiani, guardate, Strapina, questa nave di persone che cercano, hanno la speranza di un mondo migliore cercano. Cercano un mondo migliore, ma erano consci che dovranno adattarsi
al posto dove andranno. E erano accettati male comunque, ma è sbagliato accettarli male, è sbagliato dover adattarsi completamente, cioè dimenticare le radici, dimenticare l'origine, quello è sbagliatissimo, perché se un musulmano nero di colore arriva in Italia non dobbiamo pensare che deve dimenticare la sua religione, la sua origine, le sue radici, il suo colore della pelle. No, lui è così, però lui deve accettare anche noi, il nostro modo di essere, e deve cercare di conviverci per quanto possibile. Come commenti? Beh, certamente abbiamo sentito delle cose importanti oggi, quindi io spero che vengano divulgati questi video per entrare appunto nell'interno di queste cose profonde. Io dico, siamo qui in battaglia, quindi oggi io spero di portare a casa un qualcosa che unisca appunto i comuni e le comunità, eccetera, e nella targa che facciamo vorrei scrivere: con il bene ereditario della memoria si costruisce un futuro migliore. Complimenti, Dio ti salvi, complimenti, bravo. Grazie. Guardiamo anche un altro libro, guardiamo anche le immagini delle copertine che ha mandato, eccolo qua, Ricordi. Ecco un altro libro scritto appunto da Nino Ispiro. Allora, professor Barato, come ci saluta? Ma siamo in chiusura, come vuole salutarci? Cosa vuole dire? Ricordi. Chi è che non ha i ricordi? Dovrebbero essere ricordi belli, invece delle volte sono ricordi terribili, però che devi far conoscere anche il tuo ricordo, perché è un ricordo, è la storia. Prego, professor Barato. La lezione ci viene dal passato. La lezione ci viene dal passato. Il signore presente ha fatto riferimento ai tanti imperi. Io vorrei recitare nuovamente, a costo di ripetermi, l'impero d'Austria-Ungheria. Convivevano ebrei come Stefan Zweig, oppure il fondatore del movimento sionista era Vienna, Theodor Herzl. Altri uomini, ma poi ricordiamo i bosniaci, tanti bosniaci che tra l'altro hanno combattuto per l'impero anche sul fronte italiano. Quindi era un impero dove effettivamente c'era l'unità nella diversità, ognuno veniva rispettato per le proprie peculiarità senza chiedere all'altro di cambiare. Purtroppo cosa è intervenuto? È intervenuto il germe del nazionalismo che ha distrutto quegli equilibri, ha distrutto la convivenza, ad esempio anche in Dalmazia, ha distrutto la convivenza in altri paesi, in altri posti, perché sono nati gli stati nazionali che hanno fatto del nazionalismo, che non è il patriottismo, sono due cose diverse, questi elementi di diritto. Quindi bisogna riguardare al passato per guardare al futuro. Grazie veramente di essere stato con noi a Marco Barato, studioso, dialogo interreligioso. Sentiamo come ci saluta Antonio Ispiro. Velocissimo. Quello che ha detto il professore adesso è giustissimo. Cioè, mio nonno era praticamente un austro-ungarico, perché ha combattuto con gli austriaci, ma era italiano, 48 di cognome, e lui andava d'accordo con tutti. Andava d'accordo con gli slavi, andava d'accordo con gli zingari, andava d'accordo con gli ebrei, faceva l'oste, è vero, aveva una trattoria, però lui mi diceva: su questa terra siamo tutti istriani. Grazie Antonio Ispiro, veloce, Dio ti salvi, come ci saluti? Grazie per la bella giornata. Io dico solo, leggete anche i libri, quindi noi abbiamo fatto anche il memorandum, questo è l'impero austro-ungarico, per capire quanto grande era. Purtroppo col discorso del movimento fascista dopo la Grande Guerra ci siamo trovati con la Seconda Guerra Mondiale, quindi studiamo a fondo, noi cerchiamo di divulgare quello che è possibile, che vi invitiamo al Museo del Piave per vedere tante cose, quindi siamo un po' austriaci, ecco, avete capito un po' il discorso, perché la sinistra Piave era Austria. Grazie Dio ti salvi Perin, grazie a tutti voi. Adesso vi lascio con questa bellissima canzone di Sergio Endrigo, Questa barca che va. Andiamo a sentire, e grazie ai miei ospiti e a tutti quanti. Grazie.
strisce bianche nel cielo azzurro per incantare, far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde kerosene. A ogni curva un cavallo dilatta, distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà.